Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 7 giugno. Oggi, essendo mercoledì, avremo il pubblico dalle 8 alle 10 che ci farà compagnia e che farà le domande ai nostri ospiti. Oggi saremo in compagnia di Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 il consigliere comunale della lista Russo Punto Franco Alberto Pasino. Pagina meteo prima di andare a dare uno sguardo ai giornali questa mattina. Fino a ieri sera sono affluite masse d'aria umide e instabili da sud-ovest, in seguito le correnti si attestano più occidentali in quota, il riscaldamento diurno unito all'aria fresca in quota e all'umidità disponibile negli strati medio-bassi continuerà a favorire l'instabilità atmosferica. Per oggi mercoledì 7 al mattino prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci sarà maggiore variabilità, specie verso la zona montana, dove saranno possibili anche locali rovesci e temporali. Non è escluso qualche rovescio temporale sulle altre zone, specie tra alta pianura e zona orientale. Venti a regime di brezza, fra i 16 e i 19 gradi le temperature minime previste, 21-24 gradi le massime. Per domani giovedì 8 giugno al mattino cielo con bel tempo, in prevalenza poco nuvoloso, nella tarda mattinata maggior variabilità, dal primo pomeriggio possibili rovesci e temporali su diverse zone con maggiore probabilità tra le prealpi e la pianura. Qualche temporale potrà essere localmente anche forte, 18-20 gradi le minime previste per domani, 22-24 gradi invece le massime. Lo vediamo anche da questa immagine come la regione fra oggi, domani, venerdì e poi andando più in là anche sabato mescola una condizione di cielo poco nuvoloso e soleggiato a macchie di temporali che colpiscono un po' tutta la regione. Un tempo piuttosto bizzarro che non dà modo di poter ancora aprire una stagione calda e soleggiata duratura, ma sempre con intervalli di piogge o temporali che solitamente sono brevi ma localmente anche forti, un po' su tutto il Friuli Venezia Giulia. Andiamo adesso invece a vedere le notizie. Partiamo dal Corriere della Sera con i titoli delle testate nazionali. Scontro sul PNRR, fiducia al governo, il sì della Camera. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, così si aprono conflitti con le toghe, ma il ministro Ciriani dice i controlli ci saranno. Con la norma e i limiti alla Corte dei Conti, la legge entro giugno. La guerra a Kiev ai russi terroristi, Mosca nega per la distruzione della diga in Ucraina, 40.000 in fuga dall'acqua. Queste sono le due immagini riprese dal satellite della diga di Nova Kakhovka in Ucraina, con l'esplosione che ha dunque fatto passare tantissimo, un mare, possiamo dirlo proprio così, d'acqua che ha inondato le città circostanti e messo in ginocchio la stessa diga, punto strategico. L'acqua lì vicino serviva anche per alimentare una centrale idroelettrica che in questo caso è praticamente sommersa. Le virtù necessarie al paese, scrive Ernesto Galli della Loggia, la destra alla prova del paese proprio sulle manovre e sulle mosse del governo. Il taglio alto con lo sport, il divorzio con Paolo Maldini, addio al Milan, un pool per sostituirlo, uno scossone in casa rossonera con l'allontanamento di Maldini, lui che del Milan negli ultimi decenni ne è stato un simbolo e una bandiera piuttosto importante. Adesso la proprietà lo sostituirà con un pool di persone che andranno a ricoprire il ruolo tecnico dell'area ricoperta proprio fino a pochi giorni fa da Maldini. Paolini Romagna, vi racconto i nuovi Vaillant di Gianni Antonio Stella, pagina 23. Poi fra le altre notizie della pagina politica, lite infondata, la vigilanza non è indebolita, scrive Roberto Gressi. E poi il caso Bibbiano, Foti assolto da tutte le accuse,
psicoterapia e affidi. Ancora argomenti diversi, in questo caso Verona, 5 poliziotti arrestati, pestaggi e sevizie sui migranti, un'inchiesta, calcio, umiliazioni e senza tetto, il giudice ha parlato di tortura ed è per questo che questi 5 poliziotti sono stati arrestati. E contatti per mezzi militari alla Colombia, D'Alema e Profumo indagati per corruzione, rei di aver venduto dell'arsenale militare, si parla di sottomarini e altri mezzi, ma insomma si deve attendere poi lo sviluppo di questa inchiesta. Intanto sono indagati per corruzione D'Alema e Profumo. Poi voleva ucciderla da giorni, aveva acquistato il veleno. I PM sul delitto di Giulia, continuano i dettagli su questo caso alla ribalta nazionale dell'omicidio della donna, della ragazza incinta che è stata colpita a morte dal suo ex compagno. Il ceffone di Ignazio, invece, scrive Massimo Gramellini con il commento politico del caso sul scelte del governo. In questo caso nel tormentone è arrivato il presidente del Senato, La Russa. Andiamo al piccolo di oggi, il caro vacanze con i turisti in Piazza Unità, e l'argomento poi è affrontato alle pagine 14 e 15. La ripartenza di Servola, invece, la riconversione della Ferriera in 400 al lavoro con il gruppo Arvedi, finita la cassa con 0 esuberi e assunzioni in arrivo, l'assessore Rosolén, ognuno ha fatto la sua parte, e di questo si parla nelle pagine interne al piccolo, con lo spazio dedicato proprio alle notizie regionali. Con la ripartenza di Servola, ma lo vedremo tra poco. In Ucraina c'è della diga, scambio di accuse, decine di villaggi inondati, l'abbiamo visto poco fa. Via i confini, restano le code, Maxim Gorghi nei weekend, in Istria, nel litorale sloveno, nonostante non ci sia più quella dogana piuttosto rigida fra Slovenia e Croazia per il passaggio del confine, e quindi una procedura più snella per attraversare i paesi, restano però le code nei fine settimana, perché sono tanti i viaggiatori, anche pendolari, insomma le persone che attraversano quelle zone e che quindi si trovano imbottigliate con la propria auto lungo le strade. Tortura e lesioni in questura, arrestati a Verona 5 poliziotti, le violenze sui fermati, sono scattate queste denunce per i poliziotti con questa indagine che adesso svelerà diversi dettagli. 5, come detto, poliziotti arrestati. Suicidio assistito, una triestina decide di ricorrere alle vie legali, affetta da sclerosi multipla, 55enne triestina, che da tempo chiede di poter ricorrere al suicidio assistito. La diagnosi 13 anni fa, non ci sono né una cura né terapie che possano risolvere la sua situazione, e quindi c'è la sua richiesta a questo punto anche al Tribunale per poter ottenere quanto desiderato. Il set in Piazza della Borsa è questa piccola foto al centro del piccolo. C'è un set, visto che Trieste sta diventando sempre di più meta di film che vengono girati nelle varie zone della città, in questo caso in Piazza della Borsa. Questo è uno scatto proprio, è uno degli ultimi film che sono prossimi a essere girati in questo caso nel capoluogo. Palazzo Carciotti, nel frattempo restiamo sulla zona delle Rive, torna in vendita, le offerte si potranno inoltrare solamente online attraverso una piattaforma, la base d'asta è di 14.900.000 euro, un ribasso rispetto alle prime volte in cui fu stato messo nel mercato. Nel piano alienazioni del comune di Trieste era attorno ai 22 milioni, poi nessuno si presentò a suo tempo, allora la cifra della base d'asta si è man mano abbassata per cercare di renderlo un pelino più appetibile. Resta però ancora il punto di domanda sulle possibili acquirenti. Ce ne fu stato un interessamento da parte di un gruppo austriaco che però aveva depositato una caparra non idonea, e quindi non è stata giudicata a quel punto corretta la procedura
di acquisto, quindi ritorna sul mercato con questo valore d'asta. Festival del Tango cancellato, abbandonati dalle istituzioni, il caso che ci racconta Laura Tonero a pagina 24, ma lo vedremo tra poco. E poi lo spazio dedicato alla cultura, Veltroni, un film, come fare politica, dice Walter Veltroni, intervistato, alle pagine 30 e 31 i dettagli. Un ponte di libri fra Trieste e Faenza, ci dice Nicole Brusaferro invece a pagina 25. In primo piano questo spiacevolissimo caso di violenze da parte dei poliziotti, shock in Veneto, si legge dal Piccolo, poliziotti violenti, tortura e lesioni verso le persone fermate, arrestati 5 agenti delle volanti di Verona, almeno 7 le vittime, quasi tutti stranieri, contestato anche l'odio razziale. Sono 4 le tappe dell'inchiesta, l'intercettazione chiave, la cui inchiesta è partita da un'intercettazione telefonica di un'altra indagine. Un agente si vantava di aver messo al suo posto con 2 schiaffi un fermato. 8 mesi di indagine, emergono episodi di violenza a partire dal luglio dell'anno scorso. Le indagini sono state affidate alla questura di Verona con registratori e telecamere nascoste. Poi i primi trasferimenti. Alla chiusura delle indagini gli agenti coinvolti vengono trasferiti. Ieri gli arresti, tra gli indagati anche altri agenti che hanno assistito senza intervenire. Sono 7 gli episodi contestati all'ispettore e ai 4 agenti ora ai domiciliari, avrebbero abusato di persone sottoposte alla loro custodia. Sono stati fatti tutti gli sforzi per raccogliere gli elementi necessari a sostenere le accuse. È assolutamente necessario introdurre il codice identificativo per le forze di polizia e le body cam sui caschi. Queste le parole, la prima del questore di Verona, la seconda della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. Il commento di Francesca Fagnani: vigliaccheria oltre alla ferocia, l'unica strada è denunciare. In uno Stato di diritto nessuno è sopra la legge, nemmeno le forze dell'ordine. Gli episodi tra luglio 2022 e marzo di quest'anno emersi grazie a video e intercettazioni, come abbiamo visto poco fa. Botte e insulti a terra nell'urina, non l'hai ancora ammazzato? Spray negli occhi e frasi razziste contro le vittime. Così i poliziotti si vantavano dei pestaggi, il GIP nell'ordinanza, comportamento crudele, sadico e volutamente lesivo della dignità, con frasi ingiuriose, botte e violenza dunque hanno operato queste persone. La transessuale picchiata a Milano, perché ci sono anche dei precedenti e delle situazioni analoghe. Un video diffuso in rete il 24 maggio mostra 4 agenti della polizia locale di Milano accanirsi su Bruna, 42enne, calci, manganellate, spray al peperoncino. Sono stati denunciati questi poliziotti a Milano del corpo municipale. A Livorno, calcia un ragazzo fermato. Un altro video girato il 24 maggio a Livorno mostra un carabiniere che tira un calcio al volto a un uomo tenuto da un collega. Era stato fermato per un furto di cuffie e cibo per cani. Poi l'inchiesta al carcere di Biella, un vicecommissario in servizio al carcere di Biella e ai domiciliari. 23 agenti della polizia penitenziaria sono stati sospesi dal servizio, indagati per violenze nei confronti dei detenuti. Nel luglio del 2020 6 carabinieri della caserma di Piacenza sono stati arrestati, accusati di lesioni, sequestro di persona, spaccio e tortura. Per 5 in appello sono arrivate condanne da 1 a 10 anni. C'era un tossico già tartassato di mazzate quando è uscito dall'acquario. Ho caricato una stecca, scrive in queste conversazioni un poliziotto. Com'è che non l'hai ammazzato? Mi raccomando, quelle che non gli hai dato prima gliele dai dopo. Stavo male, mi avevano spruzzato uno spray urticante, poi mi hanno buttato nella mia pipì. La vittima invece di uno di questi pestaggi che racconta la situazione che ha subito. Queste le persone e i casi contestati, ci sono dei precedenti andando indietro di qualche anno, quindi a essere resi responsabili questo gruppo di poliziotti. Ovviamente non si fa di tutto nel un fascio, questi sono da punire se hanno commesso dei reati. Cutro, le bugie della finanza, i PM, brogliacci modificati, ritardi, mezzi fermi in porto, la barca monitorata per 38 minuti, ma poi la Guardia di Finanza non era nei radar. La Guardia di Finanza ferma nel porto, le anomalie nelle vedette, il pattugliatore Barbarisi. Qui le tappe anche del caso legato a Cutro e le polemiche attorno alla tempestività degli interventi e le mosse scelte
prima di poi di carpire il disastro che ne è seguito in termini di vittime umane. Proseguono le ondate di sbarchi, in arrivo altri 900 profughi. Nei primi 4 mesi dell'anno sono arrivate 45.000 persone, i dati del governo. Meloni a Tunisi elogia il sistema Sayed, ma il Rais non le concede nulla. La Premier in missione, il no del Presidente alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, sono una malattia non la cura, conferenza senza giornalisti, la proposta di un nuovo incontro domenica con Ursula von der Leyen. Qui la stretta di mano fra Giorgia Meloni ieri a Tunisi che ha incontrato il Presidente della Repubblica Kais Saied, e qui dunque l'immagine al centro del giornale. PNRR, stop alla Corte dei Conti, sia la fiducia tra le polemiche, prossimo ostacolo le regioni, via libera alla Camera, limitati i controlli sull'utilizzo dei fondi europei, governatori contrari a spostare le opere nazionali nei programmi locali. Fitto dice non c'è nessuna deriva autoritaria, questo governo si muove in linea con quello di Draghi, le parole di Antonio Misiani. Hanno scelto l'ennesimo colpo di mano perché sono insofferenti a tutti i controlli. Le parole invece di Chiara Appendino, ha speso solo 1 miliardo nei 33 da usare nel 2023. L'esecutivo è in confusione dal Movimento 5 Stelle. Amendola, il governo si dia una regolata, basta con la lagna e gli scaricabarile. Parla l'ex sottosegretario, l'esecutivo venga a dirci come vuole cambiare il piano, il PNRR e la scelta di destinazione dei fondi. Pagina regionale, occupazione in Friuli Venezia Giulia, niente esuberi a Servola e assunzioni in vista dopo 3 anni di cassa integrazione. Tornati al tavolo tra laminatoio, banchina e centrale elettrica, circa 400 dipendenti, una ventina i posti lasciati liberi dopo i prepensionamenti e ora da riassegnare. Leggiamo alcune righe dell'articolo di Diego D'Amelio. Finiscono senza esuberi i 3 anni di cassa integrazione dei lavoratori dell'ex Ferriera di Servola, che dal 1 giugno sono tornati all'opera tra laminatoio, banchina e centrale elettrica. L'accordo di programma è rispettato sul piano occupazionale, ma i sindacati rilevano che le nuove linee di produzione dell'area a freddo non hanno cominciato ancora a funzionare a pieno regime e che gli scivoli verso il pensionamento hanno avuto una richiesta tale da ridurre di una ventina gli effettivi rispetto alle 417 unità che il gruppo Arvedi si era impegnato a occupare dopo la chiusura dell'area a caldo. L'azienda ha avviato comunque selezioni di personale per arrivare ai livelli previsti dall'accordo di programma. Questa è un'immagine di un addetto nella sala comandi del laminatoio di Servola. Le parole dell'assessore al lavoro della regione Rosolén, le cose, dice Rosolén, sono andate come dovevano perché ognuno ha seguito alla lettera gli impegni assunti nell'accordo di programma. L'operazione ha funzionato, Rosolén rivendica la riconversione a esuberi zero e sottolinea che gli interinali cui non era stato rinnovato il contratto sono tutti stati ricollocati altrove, come la Regione si era impegnata a garantire. Le sigle sindacali, Marco Relli, segretario provinciale FIOM, annuncia che aziende e sindacati hanno sottoscritto una bozza di accordo di secondo livello che presenteremo ai lavoratori, contiene un aumento del 15% contro il 6% proposto dall'azienda. Alla buona notizia si aggiunge l'appello dell'azienda stessa. Oggi gli ordini di laminati sono bassi, ma quando riprenderemo dovremo essere pronti con i livelli occupazionali previsti dall'accordo di programma, dice anche Antonio Rodà, segretario della UILM. L'accordo ha portato al mantenimento di un presidio industriale e alla difesa dell'occupazione, come abbiamo sempre chiesto da quando abbiamo dovuto affrontare la chiusura di un pezzo di storia industriale a Trieste. A breve incontreremo la proprietà per capire come si svilupperà il piano industriale, perché la zincatura è partita ma la verniciatura ancora no, dice Rodà della UILM. Impianti quasi finiti, il 23 giugno BAT inaugura lo stabilimento triestino, la sede all'interno di Frieste, oggi sono attive solo 2 linee, poi la realizzazione delle bustine di sali di nicotina velo, anche in questo caso leggiamo le prime righe dell'articolo. La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 23 giugno, quando la British American Tobacco ha organizzato la cerimonia di inaugurazione del suo stabilimento a Bagnoli della Rosandra.
L'impianto situato all'interno di Frieste lavora da mesi, ma l'evento segnerà la conclusione di tutti i lavori nel rispetto delle tempistiche indicate all'inizio del cantiere, che segna la data dell'ottobre 2021, pur nelle difficoltà segnate prima dalla pandemia e poi dall'aumento dei costi di materiali ed energia. Fra dicembre e marzo BAT ha fatto partire le prime 2 linee di produzione dedicate alla realizzazione delle bustine di sali di nicotina Velo destinate al mercato danese. Con il completamento della fabbrica ora la multinazionale darà avvio ad altre 2 linee per le bustine, questa volta guardando al mercato italiano. L'impianto viaggia al momento a 2000 bustine Modern Oral al minuto e dà lavoro a 65 addetti ad alta specializzazione. È facile prevedere che la partenza di ulteriori 2 catene comporterà un nuovo giro di assunzioni, con BAT che aveva già aperto alle proposte di lavoro non appena si era insediata, aveva un po' messo a nudo i piani operativi dall'inizio fino al medio e lungo termine, ma a livello regionale ad aprile sono triplicate le richieste di cassa integrazione, autorizzate 493.000 ore contro le 154.000 di un anno fa. La Regione dice che l'industria e l'edilizia stanno rallentando. I numeri della cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia sono sintetizzati in questo grafico e si vede proprio come ci sia un'impennata dal gennaio ad aprile con l'aumento delle ore concesse per la cassa integrazione. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per la situazione mattutina del traffico e le segnalazioni. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Per quanto riguarda il traffico attualmente è abbastanza ridotto visto l'orario. La giornata per oggi non dovrebbe avere problematiche di nuovi cantieri via dicendo, rimane ancora per me chiusa via del Perarolo per l'asfaltatura e continua la chiusura, cioè da ieri abbiamo dovuto chiudere il vicolo delle Rose all'altezza del GU44, c'è stato uno smottamento, quindi da via Giaggioli a via dei Molini il vicolo delle Rose attualmente risulta intransitabile, fin tanto che non vengono eseguite le operazioni di pulizia del manto stradale a seguito di questo smottamento. Voglio ricordare a tutti quanti, e soprattutto a quelli che abitano nella zona dei Santi Martiri della Libertà, domani ci saranno delle prove del tram di Officina, pertanto chi ha veicoli lasciati in sosta sulla linea tranviaria è pregato di andarli a spostare quanto prima. Già in mattinata? Ecco, domani mattina iniziano queste prove, quindi penso al solito da Piazza Oberdan fino all'innesto della Trenovia, certo. Quel tratto tranviario là. Pertanto già di per sé serve un divieto, sì. Ovviamente non essendo in esercizio, insomma. Domani comunque mattina iniziano queste attività di prova. Benissimo. Altre cose non avrei da riferire per oggi. Grazie all'ispettore capo Gurtner, buona giornata, buon lavoro. Saluti a tutti. Grazie ancora. Poi a prestare attenzione proprio a quel tratto dove in qualche modo si chiude un occhio finché il tram non funziona, ma nel momento in cui dovrà essere movimentata la carrozza per i vari collaudi, poi capiremo un po' nel dettaglio a che punto siamo, allora è bene attrezzarsi per spostare i propri veicoli, perché se non li sposta il proprietario li sposta la polizia locale e in quel caso può essere più spiacevole. Andiamo a leggere le notizie della pagina internazionale in breve, i titoli li abbiamo letti anche prima. Attacco alla diga, cede la barriera di Kakhovka, scambio di accuse fra Kiev e Mosca, decine di villaggi inondati, 16.000 civili evacuati, gli Stati Uniti affermano sono troppi i morti in questo caso. La diga idroelettrica che è stata danneggiata qui nelle foto con il mare d'acqua che è entrato, e Zelensky gela il cardinal Zuppi, il cessate il fuoco non aiuta la pace. Emissario del Papa nella capitale per fare pressione sul presidente ucraino, la Chiesa farà tutto il possibile per proteggere la vita dei bambini. Tensioni in Kosovo, gli inviati di Stati Uniti e Unione Europea dettano 3 condizioni: de-escalation sul terreno, nuove elezioni e ripresa del dialogo con Belgrado. Il leader Kurti avrà 2 giorni per rispondere. Qui le immagini dei vertici con i paesi chiamati in causa. La Slovenia
straccia Minsk per il seggio non permanente, Consiglio di sicurezza dell'ONU. E poi i disagi oltre confine, così definiti, via i controlli al confine, restano però le code e ingorghi sul litorale nel fine settimana. Viabilità autostradale ordinaria inadeguata, traffico aumentato fino al 20%, fra le cause dell'imbuto le colonne dei tir. Gli abitanti dei 4 comuni costieri della Slovenia, ossia Ankarano, Capodistria, Isole e Pirano, stanno vivendo un enorme paradosso. Se fino a ieri si decantava l'ingresso della Croazia in Schengen e quindi l'abolizione dei controlli al confine come la soluzione definitiva alle interminabili e lunghissime code di automobilisti, ora ci si deve ricredere perché il panorama, che diventa particolarmente problematico nei weekend, è praticamente lo stesso rispetto al passato. Così si legge: abbattuto l'orso arrivato fino al mare alle spalle di Fiume, l'esemplare di 2 anni, dopo essere sparito nel Gorski Kotar, è tornato a Kostrena, terrorizzando gli abitanti. Il sindaco costretti a eliminarlo, ha detto il primo cittadino. Navi e aerei venduti alla Colombia, D'Alema e Profumo indagati e perquisiti. L'indagine della Procura di Napoli su una fornitura saltata di Leonardo al governo di Bogotà. Corruzione internazionale aggravata e l'accusa, l'inchiesta è in corso. La soluzione di Bibbiano, ribaltata in appello la sentenza di condanna dello psicoterapeuta Foti. Poi lo scandalo degli abusi sui bambini, restano aperti altri filoni di inchiesta. Qui lo psicoterapeuta Claudio Foti, condannato in primo grado e assolto in appello, l'abbiamo visto in fotografia. I consumi, dal soggiorno in hotel allo spritz vista mare, scatta il caro vacanze. Pesano l'inflazione, l'impennata delle materie prime e la domanda in ripresa, prezzi all'insù del 15% nei bed and breakfast e del 7% in pizzeria. La di Consum dice: c'è però chi ci marcia, chi sta speculando su questo contesto, andando ad aumentare i prezzi laddove in verità non ci sia un vero aumento del costo all'esercente, ma sta di fatto che i prezzi sono saliti. Il ritorno in massa degli ospiti stranieri nei campeggi, le tariffe dei campeggi e dei villaggi all'aperto sono molto dinamiche e variano in base alla domanda di mercato, spiegano dalla Marina Iulia Family Camping Village a Monfalcone. Il 2023 sta beneficiando di un incremento significativo della domanda, soprattutto estera, che ha portato a un aumento fisiologico delle tariffe. Il rincaro però sembrerebbe limitarsi ai periodi di alta stagione, come conferma anche Alia Quadracci nella sua azienda agricola Agricampeggio Carso. I prezzi sono aumentati del 10%, ma solo nel periodo più caldo. Il caro generalizzato dell'energia, peraltro, potrebbe essere occasione per stimolare un turismo più sostenibile. Nel suo camping, Quadracci cerca di contenere le spese e i prezzi, consumando meno acqua possibile, preferendo al metano più sostenibili pompe di calore, limitando l'uso di energia elettrica. Anche i chioschi, il rito dell'aperitivo in versione small. Di fatto l'aperitivo costerà un po' di più, ma allo spritz è difficile rinunciare, semmai si farà un solo brindisi invece che 2. Il caro prezzi investe anche bar e i tanti chioschi lungo la costa. Qui un riquadro, i rincari registrati a maggio, il caro vacanze con i voli nazionali 43,10%, quelli internazionali il 36,5%, i gelati che ormai aumentano ogni anno praticamente 22%, i pacchetti vacanza nazionali del 19,10%, gli alberghi, i motel e le pensioni e simili fra il 15,10 e il 5,8%, poi i parchi di divertimenti e i servizi sportivi, un aumento del 10,6%, i fast food dell'8,5%, i villaggi vacanze e campeggi dell'8,10%, i ristoranti, bar e locali da ballo fra i 5,80 e i 6,80%, le piscine e le palestre, gli stabilimenti balneari e le discoteche, quelle che rimangono 5%, 9,85% in una forbice fra le varie attività. Nel noleggio dei mezzi di trasporto 6,15%, i pacchetti turistici internazionali il 2,4%, i rincari visti anche sulle base della differenza fra un anno e un altro. Nei rifugi maggiorazioni su frico, goulash e polenta, invariati pernottamenti, dal Canin al Montasio fino al Mataiur, adottata la stessa politica, tariffe stabili per chi va a pensione, qualche ritocco invece sul ristorante. Coni e coppette simboli dell'estate,
La pallina di gelato alla nocciola o al pistacchio potrebbe dare sollievo solo a metà. Sensibilmente colpite dal caro prezzi infatti le gelaterie, basti pensare all'energia elettrica necessaria per tenere i congelatori accesi dalla mattina alla sera. Zero al costo della materia prima. Gianandrea Pippolo nella sua gelateria a Barcola rileva un aumento delle spese fino al 30%, mentre Claudio Furlan di Angolo Gelato a Grado è preoccupato soprattutto dal costo dello zucchero, più 50% rispetto allo scorso anno, ma anche dal latte, più 30%, per non parlare di coppette, cucchiaini e cannucce, do normativa ora tutti biodegradabili e quindi più costosi. Annota Furlan, per contenere le spese e gelatai in regione stanno cercando di accordarsi. Si parla di un aumento tra il 10 e il 20% sulle palline di gelato, poco meno per altri prodotti, sempre legati alla produzione del gelato. Ci fermiamo per la pubblicità, da cui però riprenderemo la rassegna stampa, arrivando poi fino alla pagina sportiva. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo fatto tappa all'interno del piccolo nel vedere le notizie che riguardano il caro estate. Negli stabilimenti balneari cresce di €1 la tariffa per affittare sdraio e lettini. Nelle spiagge della regione registrati aumenti medi del 5%, ma nei weekend in alta stagione la soglia degli aumenti raddoppia. L'acqua che bagna le spiagge della nostra regione si fa un po' più salata. L'inflazione fa il surf su cifre sempre più alte, mentre l'alta marea del canone demaniale a più 25% rispetto allo scorso anno e l'onda lunga del caro energia costringono anche i balneari a ritoccare un po' i listini dei servizi offerti negli stabilimenti. Secondo il movimento difesa dei consumatori e come confermano gli stessi addetti al settore, quest'anno i prezzi delle spiagge saranno più alti del 5%, circa €1 in più per affittare un ombrellone o un astraio, quanto basta per cercare di rientrare con le spese senza pesare troppo sulle tasche dei bagnanti, rassicura Marco Salviato del sindacato balneari di Muggia. Ristoranti di pesce, il miraggio dei tagliolini all'astice, invece lo vediamo nella notizia subito a fianco. Pagina economica. Sky Proxima, startup triestina specialista in droni a uso civile, l'azienda opera nella mobilità aerea avanzata che in prospettiva promette grandi sviluppi per trasporto sanitario, monitoraggio incendi, sorveglianza notturna e manutenzione robotica. Per il capitolo del risparmio, Banca Generali nel mese raccolta netta 742 milioni, il nostro maggio da record, viene detto dai vertici. A Sopporti, Giampieri confermato presidente dell'Assemblea. Fincantieri a Muggiano, via secondo sottomarino. A Muggiano è iniziata l'attività produttiva per il secondo dei 2 sottomarini di nuova generazione U2-12 NFS Near Future Submarine della Marina Militare Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il presidente e l'amministratore delegato di Fincantieri Claudio Graziano e Pierroberto Folgero. Prezzi e allarme sicurezza, le sfide del settore marittimo. Nel 2022 segnalati 209 casi di perdite di cargo, il numero più alto da un decennio. Costo del lavoro e l'interruzione delle supply chain pesano sul commercio globale. In regione si riciclano 46 kg a testa di vetro l'anno, sempre nel pacchetto economico per quanto riguarda il riciclaggio, il riciclaggio delle materie che dunque non vanno disperse nell'ambiente. Unicredit, pacchetto da 10 miliardi di euro per famiglie e imprese nel capitolo finanziamenti, e poi accordo alle Electrolux, sì al superinvestimento. Dopo una nottata di negoziazione è stato raggiunto ieri l'accordo tra il gruppo Electrolux e i sindacati che conferma un nuovo investimento da circa 110 milioni di euro da realizzarsi tra la fine di quest'anno e il 2026 per la produzione di frigoriferi da incasso nel sito di Susegana a Treviso, a fronte di una flessibilità nell'organizzazione del lavoro che garantirà un aumento del gettito produttivo a 108 pezzi all'ora dai 94 attuali per una nuova linea di assemblaggio. Andiamo poi nelle notizie seguenti a vedere giusto i titoli. Pirelli, del Tronchetti allerta sui cinesi, calano anche gli scambi esteri, l'Istat alza le stime, PIL all'1,2%.
La distruzione della diga, l'ultima barbarie di Putin, Anna Zafesova in questo articolo che fa il punto sulle situazioni in Ucraina e le continue notizie che arrivano dal fronte. Più aiuti alle piccole e medie imprese, il ceto medio soffre, dice Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Trieste. E il Carciotti diventa un caso, è in vendita con offerte solo online, entro fine mese avviso per manifestazioni di interesse da fornire in 45 giorni, diventa un caso perché non arrivano al momento, non sono arrivati acquirenti e quindi si ritorna all'asta del palazzo che vale oggi 14,9 milioni. Qui l'assessore Lodi in compagnia della dirigente hanno spiegato le nuove modalità, ieri le ha raccolte per noi Laura Buccarella, andiamo a sentire il servizio che fondamentalmente riassume la conferenza di ieri. Riflettori nuovamente puntati su Palazzo Carciotti che torna in vendita a poco meno di 15 milioni di euro dopo ben 4 aste andate deserte negli anni scorsi. Questa volta però con una nuova procedura di vendita esclusivamente online. Una procedura innovativa che abbiamo presentato oggi per la vendita dei Carciotti, poi vorremmo ovviamente ampliarla a tutti i beni del Comune. Palazzo Carciotti è l'immobile di pregio del Comune che ha una base d'asta da 14 milioni 900 mila euro. Attraverso questa piattaforma vogliamo dare a queste procedure trasparenza ma anche garantire segretezza per gli investitori che si approcciano. Come ha spiegato la responsabile del settore immobiliare del Comune Lucia Tommasi, si tratta di uno strumento innovativo per la presentazione delle offerte. L'annuncio sarà pubblicato sul portale e.appalti.fvg entro fine giugno. Vi rimarrà per almeno 45 giorni e sarà sufficiente la registrazione per manifestare interesse. In fase di gara vera e propria ci sarà anche la possibilità di rilancio sulla migliore offerta. Attraverso questa piattaforma quindi potranno ricevere gli investitori che hanno interesse per il Carciotti, ricevere anche tutte le informazioni o risposte alle quesiti relativi ovviamente all'immobile e alla sua struttura. La prima asta risale a 5 anni fa e la quotazione era di quasi 23 milioni, ora la base rimane 14,9 ma chi l'acquista dovrà affrontare un'impegnativa ristrutturazione. Leggiamo ancora il piccolo, Lorenzo Quinn chiamato da Holler, obiettivo Piazza Vittorio Veneto, lo scultore è figlio del grande attore Anthony ed è stato contattato dall'imprenditore per un parziale ridisegno dello spazio urbano. Qui nella pagina del Carciotti vediamo infatti il dettaglio che riguarda il palazzo di fronte alla posta centrale. Ivan Holler, imprenditore austro-magiaro, che sta trasformando l'ex palazzo delle Ferrovie dello Stato in un grande albergo a 4 stelle e un abile comunicatore. Ogni volta che viene a Trieste delizia la platea con una novità. Un mese fa erano i 400 milioni destinabili a comprare Portovecchio, ieri mattina focus su un consulente che fornisca qualche ispirazione nel ridisegnare Piazza Vittorio Veneto, lo spazio progettato da Boris Podrecca che Holler intende parzialmente rivedere. Questo consulente è Lorenzo Quinn, 57 anni, scultore contemporaneo, noto tra l'altro per aver realizzato alcuni anni fa quelle mani che uscivano dalle acque veneziane nel Canale Grande per arrampicarsi sulle pareti di Casa Gredo, il lussuoso hotel ottenuto da un edificio medievale, un'iniziativa che causò vivace dibattito. È noto anche per essere il figlio dell'indimenticabile attore Anthony. La prima volta che visito Trieste e che vedo questa piazza, ha detto il maestro Lorenzo con encomiabile prudenza. Quindi ho bisogno di un po' di tempo per capire quali interventi possono esservi compiuti. Cercheremo di essere solleciti con il permesso del Comune e della Soprintendenza, aggiunge a margine Holler, esperto navigatore dei mari italici. Lavori sui ponti verde e bianco, dove sono i fondi del Ministero? Punto Franco, la lista russo Punto Franco attacca il Partito Democratico, dice manca un'idea di città, anche adesso Trieste incalza, emergenza tir in quel tratto di rive, continuano i camion. Continuano a passare con la deviazione necessaria ma a intasare a questo punto altre strade del centro cittadino. Cronaca, pusher arrestato a Barcola, in casa aveva anche ecstasy, l'operazione nella zona della Pineta, ai domiciliari un 19enne sorpreso
mentre vendeva marijuana ai ragazzi. Nell'abitazione è stata trovata altra droga ed intensificati anche i controlli sui bagnanti, l'operazione della polizia locale. Via De Marchesetti, stanza per ricavare nuovi stalli di sosta, emerge questo dalle commissioni consiliari. E poi la protesta, il consultorio a San Giacomo è una risorsa da tutelare. Dall'incontro organizzato dalle donne Dem, l'appello per evitare la chiusura: il servizio deve restare vicino alle persone. Le notizie in breve: un incidente, un ventenne investito e le condizioni migliorano. È successo in strada di Fiume all'altezza dei numeri 44 e 46 poco dopo la struttura sanitaria della Maddalena. Raccolte invece 96 candidature per i fondi agli alluvionati nella Fondazione Specchio. Capitolo sanitario, sanatorio, l'acquirente oggi alle 18:30 sarà presente al Savoia. Il gruppo GHC, recente acquirente del sanatorio triestino, presenterà le proprie credenziali alla cittadinanza. Appuntamento all'Hotel Savoia, presenzierà l'amministratore delegato avvocato Maria Laura Garofalo, che illustrerà le attività di uno dei maggiori gruppi nazionali del settore della sanità privata. Esatto, il giorno decisivo per la presidenza, si riunisce il nuovo consiglio d'amministrazione, in pole position il leghista Giorgio De Sanctis. Azione legale per accedere al suicidio assistito. Oggi la conferenza stampa davanti al tribunale. 55enne con sclerosi multipla si è rivolta all'associazione Coscioni. Inadempienze dell'azienda sanitaria. In questo caso abbiamo realizzato un servizio che spiega i dettagli, lo ha seguito Marco Stabile in questa vicenda che come potrete intendere è piuttosto delicata, ma insomma che permette di compiere un ragionamento su un tema sensibile e talvolta lasciato un po' da parte anche dall'opinione pubblica. Sentiamo. Intende procedere per vie legali contro le inadempienze dell'azienda sanitaria regionale. Anna, triestina di circa 55 anni, affetta da sclerosi multipla e in attesa da mesi della risposta alla sua richiesta, scrive, di verifica delle condizioni per l'accesso al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che domani alle 14:45 davanti al Tribunale Civile di Trieste terrà una conferenza stampa sul caso, a cui parteciperà tra gli altri l'avvocata Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, cui la donna ha dato mandato di procedere per vie legali. Nei giorni scorsi Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, aveva riferito di una persona malata in Friuli Venezia Giulia che dall'anno scorso chiede al sistema sanitario di verificare le condizioni per accedere all'aiuto medico alla morte. Come spiega ora l'associazione Coscioni, Anna, nome di fantasia scelto dalla persona malata per tutelare la sua privacy, nel 2010 riceve la diagnosi di sclerosi multipla secondariamente progressiva, patologia irreversibile senza possibilità di cura e senza alcuna terapia possibile. La donna ha fatto richiesta di accedere alla verifica delle sue condizioni per la morte assistita ai sensi della sentenza 242 del 2019 il 4 novembre dell'anno scorso. Da allora, afferma l'associazione, è in attesa di una risposta. Andiamo avanti con il piccolo. Fango, pietre e detriti, chiuso un tratto di Vicolo delle Rose. La strada chiusa a causa dello smottamento, gli effetti delle piogge, non sarà possibile transitare per Vicolo delle Rose. Andiamo a vedere dalle immagini il perché. Assessore Babuder, Vicolo delle Rose chiusa a causa degli smottamenti, qual è la situazione? In questo momento l'amministrazione è stata costretta a chiudere nuovamente questo tratto di parte alta di Vicolo delle Rose, già peraltro attenzionato da tempo, perché da terreni privati si sono rovesciati dei materiali, dei sassi, degli arbusti, e peraltro sono dovuti intervenire i vigili del fuoco anche per il taglio di alberi e di terreni che non vengono manutenuti. Vicolo delle Rose resterà chiusa, per quanto non si sa. Il maltempo ha rovesciato sulla strada fango, rami e rocce. Vigili del fuoco e polizia locale intervenuti sul posto hanno messo le transenne. Ora il comune si rifarà ai privati per la pulizia dei loro terreni, proprietà private, visto che buona parte di ciò che ha bloccato la strada proviene da quelle aree. C'è l'interesse della polizia locale, che ha assunto tutte
le determinazioni del caso per intimare ai privati ovviamente la cura e la manutenzione di quanto incombe sulla strada e soprattutto il ripristino a carico degli stessi dei costi di manutenzione di quanto rovinato sull'asfalto e che non consente obiettivamente un transito in sicurezza. Da parte sua, con una delibera inoltrata a maggio, il municipio interverrà sugli argini del torrente, per cui è necessaria una profonda manutenzione e pulizia. Ed è da tempo che Babuder segnalava la necessaria attenzione sul vicolo delle Rose. Da assessore cerco di risolvere adesso problemi che erano stati già attenzionati quando ero consigliere. Qua in vicolo delle Rose corre un rio che va a sfociare vicino, poi viene intombato anche strutturalmente vicino alla piazza Tra i Rivi. Le condizioni di questo rio, come di altri rii del nostro territorio, abbisognano di una manutenzione costante. Una delle prime delibere, se non la prima delibera che ho avuto il piacere di portare in giunta, riguardava proprio lo stanziamento di 200.000 euro per la pulizia dei torrenti e la manutenzione dei torrenti, e credo che tra la fine di giugno e i primi di luglio sarà individuata, a seguito della gara che adesso è in corso, alla ditta affidati i lavori per la pulizia dei tratti in questione. Le altre notizie: Don Marzari resta esempio di fede e di democrazia, commemorazione a 50 anni dalla morte. Nella stessa pagina, l'addio a Ferrazza, aveva guidato il Verdi, lutto nel mondo della cultura, con la foto di Giuseppe Ferrazza. Accanto si è spento Fontanelli, Claudio Fontanelli, ex dirigente del basket, aveva collaborato anche con il Piccolo. Nella pagina successiva, Mediterraneo, idrogeno, Scienze e religioni, Geo-Adriatico rimette al centro il dialogo, terza edizione da domani all'11 con esperti di diplomazia internazionale, Sguardo al futuro con incontri e tavole rotonde. BioEst ritorna a San Giovanni con musica, teatro e laboratori. La rassegna organizzata nel parco dell'ex ospedale psichiatrico ripropone sabato e domenica una serie di iniziative per bimbi e adulti. Cancellato il Festival del Tango. Abbandonati dalle istituzioni, la decisione presa dopo la perdita della location del Molo Quarto, i promotori dicono: se non si trova un posto dobbiamo lasciare la città. Qui un'immagine simbolica di un'esibizione di tango. La solidarietà della città per restituire i libri alla biblioteca di Faenza, alla Manfrediana. L'alluvione ha cancellato i volumi, 0-6 anni in Galleria Tergesteo, la raccolta per ricostruire il patrimonio, l'iniziativa promossa dalla UBIC. In questa foto Rita Bais, Laura Terdossi e Samantha Romanese con i libri donati dai triestini in questa gara di solidarietà. Così Trieste è finita in prima pagina per la torta Sacher e il sindaco e i prezzi. L'attesa apertura del nuovo spazio, le scorte esaurite, la frase di Di Piazza, riflettori puntati sul nuovo locale, sulla fetta di torta, sul prezzo, sulle frasi del sindaco. Insomma, talvolta si dice che se ne parli bene o che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. In questo caso sicuramente quello del caffè Sacher è diventato un elemento di opinione in città. Ma cosa ho detto di tanto male? Il locale qui è motivo d'orgoglio, ha ribadito il sindaco. Il primo cittadino sorride, ne parlano tutti quanti, mi cerca il mondo. Ho detto al titolare che dovrà darmi una percentuale per la pubblicità. Difatti quanto ho detto un attimo fa è proprio il senso di una pubblicità anche indiretta che il locale ha beneficiato. Non vedo nessuno che si preoccupa di quanto ha speso per la ristrutturazione, dei costi per l'affitto e del personale. Questa l'intervista che ha rilasciato il sindaco al Piccolo per quanto riguarda quella frase che ha fatto un po' il giro non solo della città ma proprio per l'opinione pubblica in generale. L'opposizione d'Aula a Muggia, rumori e polveri da Servola, il report dopo il sopralluogo di qualche settimana fa. I consiglieri Fogar, Filippi, Tic e Di Lena chiedono risposte alla Giunta, alla Regione e all'ICOP sugli interventi in corso. Il picchettio durerà almeno 2 mesi ancora. Quei lavori di posizionamento dei pali, ma anche della rimozione della ferraglia dalla zona più a mare dell'area della Ferriera, con il Circolo Miani e l'opposizione d'Aula a Muggia che si sono mosse nei confronti del Comune e della Regione e dell'azienda ICOP. Antenna Visogliano, il centrodestra si spacca, il Consiglio Comunale ad Aurisina, le cariche rinnovate, Spadaro confermato presidente di Iser 2000,
Fine settimana di festa con musica dal vivo e DJ per l'esordio di Base. Si torna a ballare a Sistiana all'ex Cantera, quindi ci sarà il locale che prenderà il posto del famoso Cantera e quindi a questo punto si potrà utilizzare lo spazio proprio ex sala da ballo in un nuovo locale che porterà di nuovo musica a Sistiana. Napoli, New York, il set di Salvatores in piazza della Borsa, qui un paio di scatti con le comparse, gli attori, i momenti del Ciak. Anche ieri invece firme per la pace in piazza della Borsa, raccolta di firme del comitato referendario Italia per la pace contro la fornitura di armi che rende complici della guerra in Ucraina, contro l'esportazione di armi verso paesi in guerra o contro i diritti umani. Anche ieri le firme in centro città. Mungia in Opera festeggia 2 ricorrenze, qui lo spettacolo e la foto. E poi ammazza la fidanzata senza timore delle conseguenze, la pena che l'aspetta non fa paura, non sappiamo fare giustizia. L'intervento di Ferdinando Camon sul caso dell'omicidio, del femminicidio in questo frangente. Walter Veltroni a Gorizia, per me girare un film è come fare politica, il regista domani al Kinemax, ospite delle giornate della luce in collaborazione con l'Amidei. Presenta il suo nuovo lungometraggio Quando, dove si ricordano i tempi di Berlinguer. Lo scrittore Diego Zandel va al premio Tumizza, autore della Frontiera, la consegna lunedì al Caffè Tommaseo di Trieste. Tra le sue opere I confini dell'odio e Eredità colpevole. Il mondo è nostro, Tiziano Ferro apre il tour per i 20 anni di carriera a Lignano, alle 21, al stadio Tegil, proprio di Lignano Sabbia d'Oro. Pallanuoto Trieste, sport e il tempo della fiducia, riconfermati 10 giocatori dell'ultima stagione. Il direttore sportivo Brazzatti annuncia di voler ripartire dal nucleo portante della squadra, in partenza il secondo portiere Ghiara. Per ora Luca Marziali è l'unica new entry della rosa alabardata di Daniele Bettini. Convocati 8 atleti regionali al raduno di Castel Gandolfo nel mirino mondiali di Auronzo per la canoa under 23 e categoria juniores. Per il calcio Gentilini, possibile conferma ma non per la prima squadra. Con la Triestina il tecnico della salvezza sembra sempre più lontano dalla panchina della Triestina in Serie C, ma il club lascia le porte aperte per altri incarichi. Qui in foto Augusto Gentilini. Per la vela riparte l'Ocean Race con Klapčić a bordo del leader 11 Hour, un mese di fuoco a Monfalcone. Cavà di Andrea Sponza vince il Narc Marinas, secondo Take 5 Junior. Questi i risultati. Poi basket, Tonut rievoca la conquista dell'oro europeo nel 1983 per il basket giovanile, il titolo regionale 3x3 FIBA e delle Tigrotte del 2007. Lo strappo, la Juve comunica a Barcellona e Real Madrid e gli altri 2 club fedeli al progetto l'intenzione di abbandonare la Superlega. Dopo tanto rumore alla fine la Juve si tira indietro. La Conference League Fiorentina, all'ora della verità, stasera la finale con il West Ham, una finale italo-inglese, Fiorentina-West Ham nella finale di Conference League. Questa sera alle 21, via Maldini. La squadra è confusa, il Milan ha un gruppo di lavoro, ok a giocatori giovani e selezionati con l'ausilio dell'algoritmo. Paolo Maldini in questo caso viene allontanato dal suo incarico. Atletica paralimpica, 3 anni fa la malattia, affronto questa sfida con i lanci da record, la storia di Emanuele Panger qui in foto con l'intervista che ripercorre anche la sua vicenda personale. E noi qui ci fermiamo per quanto riguarda la nostra lettura del piccolo e della nostra rassegna stampa. Tra poco in diretta nuovamente con i nostri ospiti e il nostro pubblico. A tra poco.
Bene, ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste. Do il benvenuto e buongiorno ai nostri ospiti, a partire dalle due signore alla mia sinistra. Ariella Zanevra, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Microfono, dovete passarvi il microfono così per... Buongiorno e felice di questa opportunità di essere in diretta a contatto e fare certe domande. Grazie e buongiorno anche a Gabriella Iavarone. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, buongiorno al consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giorgi. Buongiorno, Giorgi. un saluto a tutti i telespettatori. Noi in questa veste di Sveglia Trieste il mercoledì cerchiamo di fare un legame fra i cittadini e la politica, in questo caso proprio in compagnia di Giorgi e delle qui presenti cercheremo di andare un po' ad analizzare i punti più interessanti della città, fra attualità, fra tematiche che possono essere il lavoro, il turismo, la cultura, lo sport e tutto ciò che può venire in mente. Avremo anche collegato Gianluca Paladin proprio dal centro cittadino. Io avevo aperto un piccolo argomento anche prima leggendo il giornale, approfondendo alcuni degli aspetti che sono oggi molto attuali, quello del turismo. Volevo domandare a voi, Ariella, comincio da lei, oltretutto se ha delle domande al qui presente consigliere Lorenzo Giorgi, ma come sta vedendo la mutazione di questo turismo a Trieste e che tipo di spunto si può domandare alla politica? Allora, le ricordo la telecamera più possibile. I posteggi innanzitutto, ecco, diciamo che manca proprio perché noi siamo delegati, come parlavamo prima col giornalista, che praticamente non abbiamo la possibilità di raggiungere il centro il sabato e la domenica, perché non ci sono solo i turisti ma ci sono anche i passeggeri delle navi. Io ritornando anche inaspettatamente da Venezia, che prendo l'aereo spesso, e praticamente ho trovato il treno strapieno, con valigie e tutto, e cioè abbiamo un'altra realtà qui a Trieste con il turismo e con le navi. Ecco. Quindi questo è un primo Bisogna spunto. potenziare certi posti, certe cose. Insomma. Giorgi. Beh, sicuramente e fortunatamente no? siamo tornati a livelli pre-pandemia, per cui i dati registrati nel 2022 del turismo fanno sorridere, perché veramente hanno dato nuovamente una boccata d'ossigeno importante. Siamo a quasi 1,5 milioni, 1.600.000 turisti nel 2022, un risultato straordinario. Evidentemente questo comporta anche delle problematiche. Per quello che riguarda i parcheggi, se ne è discusso anche ultimamente, l'amministrazione di Piazza ha sempre e sta proseguendo con l'idea di creare 2 contenitori all'inizio e alla fine delle rive, per cui zona Mollo Quarto e zona mercato ortofrutticolo, che ormai è in fase di sdemanializzazione, sta finendo praticamente quella che è stata la sua storica vocazione, verrà spostato in altro sito, e lì, oltre che a spazi nuovi per la città, sicuramente il parcheggio, perché dobbiamo imparare, a differenza delle altre città non abbiamo una cintura di collegamento, ovviamente per le caratteristiche del nostro territorio, e sicuramente questi sono due punti importanti. Sapete che nuovamente si sta discutendo anche dell'eventuale parcheggio sotto la stazione marittima, che ha dal aperto, suo sguardo si capisce che non è cosa gradita. aprirà discussioni, ma è un intervento privato, non è un intervento pubblico. Anche lì ovviamente ci si sta confrontando, ma sicuramente in qualche maniera poter potenziare l'inizio e la fine delle rive, anche perché questa amministrazione vuole togliere i parcheggi dalle rive, perché oggettivamente abbiamo un lungomare che è straordinario e che non è vissuto a differenza di altre città. Cioè siamo abituati magari a fare la passeggiata in Piazza Unità anche sulle rive, ma mai lato mare, perché ci sono le macchine. Cercare di abbellire anche quella zona, andando poi a coprire quella mancanza di parcheggi con questi 2 interventi piuttosto grossi. Questione treni, anche lì l'amministrazione regionale si sta muovendo, perché siamo sempre, arrivare a Venezia è facile, no? E abbiamo sempre quell'ultimo step un po' complicato, però avete visto che stanno ritornando anche quelli che sono i collegamenti dell'alta velocità, che ad un certo punto erano stati ridotti, per cui insomma, e questo è un ambito regionale, soprattutto l'amministrazione Fedriga si sta muovendo per andare a rinforzare, perché la vocazione turistica di Trieste è stata finalmente scoperta anche nel resto d'Italia, e quindi diventiamo sempre più attrattivi. Voleva aggiungere? Per fortuna. No, niente. Vabbè, signora Gabriella. Riguardo Microfono.
Sì, riguardo alla situazione del turismo, lei intende, ma io credo che se si faranno questi interventi immaginati, le cose potrebbero veramente cambiare, altrimenti è piuttosto problematico veramente girare per città ultimamente. Abbiamo molti turisti. Diciamo rimbalzo, Giorgi, una di quelle problematiche che emergono dall'opposizione: creare un posteggio che sia quello interrato vicino, diciamo, alla stazione marittima, davanti alla stazione marittima, o che sia quello di Campomarzio, dove c'è il mercato ortofrutticolo che entro l'anno dovrà cambiare sede, o quello del Molo Quarto, non è, secondo lei e secondo voi, signore, un modo comunque per attirare auto, lasciamo stare i posteggi, ma proprio sull'asse delle rive? Cioè io per raggiungere il posteggio lì devo arrivarci e quindi creo comunque una fila di auto. Invece che liberare il... Questo è ciò che noi sentiamo dall'opposizione. Abbiamo delle caratteristiche ovviamente particolari, come si diceva prima, l'impossibilità, ovviamente avendo il mare, di creare quella che è una sorta di collegamento di cinta, come avviene a Udine, come avviene nelle grandi città. E indubbiamente sappiamo che questi parcheggi sono utilizzati molto anche dai triestini. Sì. Siamo un po' abituati ad arrivare, no? in centro città. Guardate il Park San Giusto che è sempre pieno, per cui fila. Oggettivamente bisogna dare risposta, perché altrimenti bisognerebbe pensare di chiudere ancora di più quello che è il centro alle auto, però anche qui bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze anche dei residenti, di chi lavora, di chi abita in città, perché ricordiamoci che Trieste comunque ha un centro storico che comunque è abitato rispetto ad altre zone dove insomma in qualche maniera è trasformato più in una zona turistica. Bisogna, come sempre, e questo deve fare la politica, senza tanti slogan e senza tante polemiche, cercare di trovare la soluzione più intelligente e migliore per tutti, per i turisti che affollano la nostra città, per i triestini che la vivono e permettono che insomma la città continui ad operare sempre più positivamente, e anche perché il turismo porta posti di lavoro, però poi bisogna anche arrivare ai posti di lavoro, quindi c'è tutto, è facile dire la no perché arriva le auto, bisogna come sempre fare un'opera di mediazione, trovare una via di mezzo, trovare una soluzione al di fuori del centro, fuori città, e collegarlo con delle navette come si usa in varie città, ecco. Allora, se vi ricordate, senza far venire tutte queste macchine in centro, allora, come inquinamento, come tutto. Indubbiamente questa è una possibile soluzione, soprattutto per le macchine che arrivano da fuori, soprattutto per i pullman. Per cui con la soluzione Barcola Bovedo, dove è stato realizzato quel grosso parcheggio, che indubbiamente va sfruttato e collegato. Abbiamo sempre la particolarità di una città incastrata fra il mare e le colline, con difficoltà a trovare grosse aree di parcheggio. Sì. Io mi ricordo quando è stato aperto, quindi stiamo parlando di 30 anni fa, il Silos, che all'inizio c'era una navetta che collegava, che era stata utilizzata pochissimo perché siamo un po' a volte forse pigri, al Silos poi in 5 minuti si arriva in Piazza Unità a piedi, no? Quindi addirittura, però indubbiamente lo spostamento in città, mano a mano abbiamo fatto delle chiusure pedonali che non servono soltanto al turismo, ma servono soltanto a rivitalizzare certe zone. Se pensate alla trasformazione della città negli ultimi 20 anni, anche dal punto di vista urbanistico del centro cittadino, indubbiamente maggiori chiusure con possibilità per i pedoni di muoversi a piedi, però dobbiamo creare dei contenitori. Perché si è parlato del Molo Quarto? Perché sostanzialmente è l'inizio del centro cittadino, subito dopo Roiano si arriva in Piazza Libertà, e quello può essere un giusto compromesso per far sì di accontentare un po' le esigenze di tutti. Abbiamo anche Gianluca Paladin, che mi pare sia come punto di partenza in Piazza Goldoni. Buongiorno. Buongiorno Bernardo e buongiorno ai tuoi ospiti. Ma stavate parlando di parcheggi? Sì. Ah, ok, no niente, ero curioso perché... Niente, vabbè, robe mie che non posso dire in TV. Bernardo, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora sì, siamo in Piazza Goldoni perché oggi è tornato il sole, una giornata quindi anche bella per poter tornare fuori. Tra l'altro volevo parlare con l'edicolante che sta qui vicino, ma ha chiuso per ferie.
E quindi a questo lancia anche un po' il tema che giustamente mi avevi anche suggerito tu prima, cioè di chiedere un po' alle persone come si stanno preparando per le vacanze estive, se le faranno, visto che il caro vita, il caro prezzi sta imperversando, e quindi questo potrebbe essere un elemento di discussione anche con i cittadini. Conosciamo tutte le difficoltà che le persone hanno nel andare avanti anche nelle piccole cose, dalla semplice spesa, che andiamo al supermercato e vediamo che è tutto aumentato, quindi andiamo a chiedere anche alle persone, insomma, come si stanno organizzando per questa estate. C'è il sole, c'è bel tempo, andiamo a vedere. Come puoi vedere qui c'è il risveglio, tra l'altro, di Piazza Goldoni, una piazza nevralgica per quanto riguarda ovviamente il traffico cittadino. Sicuramente. Signore, buongiorno. Gli autobus. Non vuole neanche rispondere a una breve domanda. Va bene. Allora ci allontaniamo, andiamo a chiedere magari a qualcun altro, non tutti magari hanno voglia di chiacchierare. Vado dal signore che legge il giornale, vediamo se lui mi risponde. La ripartenza di Servola, questo è il titolo del quotidiano locale. Buongiorno. Sono interessato. Non è interessato? Posso farle solo una domanda? Grazie. Va bene, niente da fare, Bernardo. Allora vado da altre signore. Proviamo a chiedere se hanno voglia. Signore, buongiorno, scusatevi se vi disturbo. Piccolo sondaggio, siete pronte per le vacanze? Andrete da qualche parte quest'estate? Il caro prezzi e il caro vita non rende tutto facile? Ma io vado in Serbia, a casa mia, per le vacanze. Okay. Ecco. Da quanto tempo è qua a Trieste? Oh, sono 21 anni. Ah beh, insomma la conosce bene. Oh sì, come no. Cosa le piace di questa città? Tutto. Tutto, proprio tutto. Mare, musei, ecco, questo posto qua dove ci siamo ogni mattina con le mie amiche. E quindi quando può va anche al mare, a Barcola magari? Sì, senz'altro. Miramare anche, un posto bellissimo. Ha notato però l'aumento di prezzi un po' dappertutto. Vai al supermercato, costa tutto tantissimo. Sì, come no, anche troppo. E le bollette poi che insomma... Non si parla, però le paghe sono rimaste uguali, che non va bene, che non si può vivere più come una volta, diciamo normale. Certo. E adesso si può solo sopravvivere. Tutto costa di più, ma gli stipendi e le pensioni sono sempre le stesse. Sì, sempre, da tanti anni. Chiedo anche alla sua amica a questo punto, scusatemi, che bellissimo bambino. Signora, buongiorno, chiedo un po' anche a lei quello che ho chiesto prima alla sua amica. Lei andrà in vacanza da qualche parte quest'estate? A casa mia. Dove? Bosnia. Ah, in Bosnia quindi, ok. Da quanto tempo è qua a Trieste? 23 anni. Quindi insomma anche lei la città la conosce? Sì, abbastanza, sì. Si ritrova con quello che ha detto prima la sua amica? Costa sempre tutto di più, è difficile anche mettere mano al portafoglio a volte? Non si può mettere niente, perché vivi od oggi e da domani, è così vita adesso. Qual è la cosa che mette più in difficoltà? Le bollette, la spesa? Ma anche uno e altro adesso. Suggerimenti per questa città invece? C'è qualcosa che secondo lei andrebbe cambiato o magari no? Cambiare tutto, qua devi cambiare tutto. Cioè? I prezzi, non so cosa dire. Ok, va bene. Signora, grazie e una buona giornata. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Beh, insomma, Bernardo, sono già due spunti interessanti, no? Parlando di persone che magari non sono triestine doc, però vivono a Trieste da più di 20 anni e raccontano un po' una situazione... Sì, esatto, Bernardo, quindi insomma ne hanno sicuramente molto più di me che sono qui da 12 anni, quindi hanno visto una situazione anche cambiare magari e raccontano anche le difficoltà ogni giorno di affacciarsi alle semplici spese Giorgio, quotidiane, come per da esempio andare in supermercato oppure... 51. Da quando sono nata. Ma intanto dura la vita dell'inviato, no? Dell'inviato, quindi sì. Bravissimo, insomma, Paladin, che a volte viene così rimbalzato dalla gente che magari prende paura, chissà cosa mi chiederà. E sicuramente il caro prezzi, però io volevo approfittare di una cosa. Sì. Piazza Goldoni ha vissuto delle problematiche. Aspetta consigliere, aspetta un attimo. Signora, buongiorno, le chiedo anche a lei perché nessuno mi dà una risposta. Le vacanze ormai costano, il caro vita è diventata una cosa
molto importante. Lei andrà da qualche parte quest'estate? Presumibilmente in Abruzzo. In Abruzzo? Mio fratello abita là. Dove in Abruzzo? È un viaggio organizzato, archeologico. Allora buon viaggio signora, buon viaggio, arrivederci. Beh dai, è stata gentile, è stata coccola, anche se aveva un po' di fretta. Chiedo scusa al consigliere Giorgi che l'ho interrotto. Di Piazza Goldoni, allora noi vi restituiamo la linea e vi lasciamo. Immagino Giorgi che lei voleva riferirsi al fatto che quella piazza centralissima sia stata oggetto e purtroppo continua a essere anche ogni tanto in questo periodo di situazioni di tensione, di microcriminalità. Lì, oltre ad essere oggettivamente una brutta piazza, mi perdonerà l'architetto, non sempre, sempre gli architetti fanno giusta, no? Sì. E lì abbiamo dei problemi perché ecco qui siamo praticamente sotto Piazza Goldoni, dalla parte opposta, sotto la fontana, però ad esempio quel muro che costeggia poi l'inizio di Corso Saba, da quel lato lì è un muro che in qualche maniera bisogna rivedere e abbattere, è il piccolo muro da abbattere a Trieste secondo me, perché all'interno della piazza si creano dei momenti lì di sporcizia semplice, causa magari labora, eccetera eccetera, ma permette di avere una zona non controllabile direttamente dalla polizia, non aperta, è brutta, e secondo me una delle cose che questa amministrazione deve fare è rivedere l'architettura di quella piazza per renderla sicuramente dal punto di vista visivo più appetibile anche per chi ci va, ma sicuramente per garantire una maggior sicurezza per tutti quelli che passano di lì, perché la trasformazione avviene soprattutto nelle ore serali, no? Certo. Per cui ringraziamo Paladin per i suoi interventi, però volevo prendere spunto, secondo me è una cosa che dobbiamo assolutamente, sono d'accordo con lei, il muretto quello lì dovrebbe essere eliminato. Gabriella, abbattuto. Cosa mi dice di Piazza Goldoni? La Piazza Goldoni, cioè tutto quel muro, fontana compresa, di quella piazza sono indecenti. Le piazze dovrebbero sempre essere aperte. Quindi ma ci vedrebbe bene un monumento, qualcosa? Lei? Ma anche perché no. lì c'è quella specie di porta CD, no? Porta CD. No. Aperta. A raso. Sì, aperta e fontana, possibilmente adibirla come c'è già adesso, qualche mercatino ogni tanto, ma tutta quella muraglia. Allora diciamo che magari abbattere la fontana diventa un po' più difficile, no? Però sicuramente tutto il lato del muro che non ha nemmeno un suo richiamo, chiamiamolo architettonico, secondo me dovrebbe essere abbattuto. Assolutamente sì. Gabriella, lei vedrebbe bene la piazza, Mariella volevo dire, scusi, lei vedrebbe bene la piazza a raso oppure ci vorrebbe vedere qualcosa? Dicevo prima un monumento, una fontana. Ma c'è già la fontana, se non si può abbatterla non c'è è complicato. Non è complicato farne un'altra. Io vedrei la fontana, quelle fontane che non tolgono la visuale, ecco, per esempio, perché questa è un muro, questa fontana, e poi non funziona sempre perché se soffia un po' di bora si rischia di bagnarsi, viene solitamente il parallelismo con Piazza Goldoni e Piazza Vittorio Veneto. Stavo per dirlo, no? Giorgi. Tristemente abbiamo un altro caso dove in qualche maniera quella che era l'idea dell'architetto, per cui queste pergole dove doveva arrampicarsi, quindi fiorire, insomma non è mai andato, restano queste brutture, una piazza che però leggevo anche oggi insomma sul quotidiano locale, c'è Ivan Holler che è un grande imprenditore che sta lavorando molto bene nella nostra città, ha delle idee per abbellire, per portare anche un po' d'arte in queste zone che in qualche maniera sono state così rivisitate rispetto a quello che c'era una volta, e ahimè le cose non sono andate tanto bene. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Sono io. Prego. Dunque, buona giornata carissimo dottor Gulotta, consigliere Giorgi e le sue gradite ospiti in studio. Sono Claudio Visentino. Buongiorno. Buongiorno. Diversi quesiti si può notare, dottor Gulotta. Oggi la cronaca del quotidiano locale ci indica che con la riconversione della ferriera in 400 persone sono ritornate al lavoro. Ottima notizia. Gli abitanti di Servola iniziano una nuova vita senza quella ciminiera inquinante su Servola e su tutta la città.
Ritenete giusto poi la vendita di Palazzo Carciotti da parte del Comune o sarebbe stato meglio che tenesse quell'immobile di prestigio ristrutturandolo alla città? E quindi è d'obbligo una vostra opinione su Trieste, che è infinita in prima pagina per la torta Schacker, il sindaco e i preti. Infine un problema molto ma molto preoccupante sono le aggressioni continue ai medici di corsia e del pronto soccorso. Urge soluzione. Grazie e buon lavoro. Grazie, sì, diversi argomenti, dalla Ferriera al Carciotti, la Schacker, dopo magari ci ridiamo su, e i medici. Quello della Ferriera è stato un percorso anche di svolta, no? Se dobbiamo guardare a Rioni di Servola, io non so se voi frequentate o abitate o avete abitato a Servola, ma come l'avete intesa questa, diciamo, rivoluzione dalla chiusura dell'area caldo in poi? Sono meno inquinate le zone, no? Più gradevole? Beh sì. Se lei dovesse chiedere al consigliere Giorgi una miglioria da apportare in città, in uno dei rioni, insomma, che lei può identificare come problematici, come, diciamo, oggetto di una necessaria rivalutazione, cosa le viene in mente? A parte la zona centrale di cui abbiamo parlato prima per il turismo e per i posteggi, deve vedere i rioni, riordino del traffico, il riordino della pulizia, della sicurezza. C'è qualche elemento che secondo lei, signora, c'è? Io abito a Rozzoli, ecco, abito a Rozzoli da tantissimi anni e vedo che ci sono meno parcheggi, ecco, anche lì posteggi. Sì, posteggi sì, però ci sono camper, ci sono tante cose che potrebbero essere risolti in un posteggio adibito a camper, a cose non portare via posteggi. Dopo trovo assurdo che i motorini, le motorette, le vespe posteggino fra le macchine e noi se posteggiamo in un posteggio per motorini prendiamo immediatamente la multa. Ne ho presi due misure in questo caso. Giorgi? Allora, beh, su questo... E anche sul marciapiede, ecco. Quello dei camper è sempre stato un problema, nel senso che sono parificati ad automobile, no? Per cui se restano negli stalli possono parcheggiare, ovviamente portano via a volte anche la visibilità delle macchine che arrivano, per cui io ricordo ancora quando ero presidente di circoscrizione avevamo questo grosso problema all'inizio di Strada del Friuli o in via Cantù. Sono stati creati dei parcheggi camper, però sta un po' poi all'educazione, no, del proprietario del camper, perché ovviamente il parcheggio camper costa, è difficile trovare un parcheggio camper gratuito, no? Proprio perché molti utilizzano anche a Barco da Bovedo, no? C'è una parte riservata ai camper, però in tanti parcheggi si è costretti a mettere delle famose sbarre per evitare che entrino i camper, ad esempio, perché magari uno li parcheggia lì per 9 mesi e quindi priva un altro concittadino di un posto. Questo è un altro grande problema. I motorini siamo una delle città con una percentuale fra motorini e abitanti più alte d'Italia, perché è comodo nonostante labora. Sono stati realizzati tanti nuovi stalli soprattutto in centro città, sulle vie anche di scorrimento, penso a via San Spiridione, via San Spiridione, però effettivamente sono tanti, e soprattutto in periferia andare a realizzare dei parcheggi solo per i motorini vuol dire comunque togliere anche posti alle auto. Siamo come il discorso di prima, no? Bisogna cercare in qualche maniera, in una situazione difficile di territorio, di accontentare un po' tutti. Per quello che riguarda invece Ferriera, Carciotti, Schacker, Servola era un rione verde che però non poteva permettersi di tenere le finestre aperte. Oggi Servola è diventato uno dei rioni più belli della città, l'abbattimento anche visivamente delle ciminiere della Ferriera ha permesso giustamente a chi ci abita di iniziare a godersi un po' la tranquillità e la quotidianità della propria casa, perché al di là delle posizioni, oggi tra le altre notizie, lo diceva questa mattina proprio il Gazzettino mentre arrivavo qui, che non c'è stata nemmeno una perdita di posto di lavoro, sono stati tutti riassorbiti fra laminatoio e la parte della realizzazione a mare adesso di tutti gli interventi nella zona della Ferriera, e quindi nessun esubero, credo che sia un risultato eccezionale. Sicuramente sì. Claudio, che salutiamo, salutiamo anche Graziella, Carciotti. Parlava del Carciotti. Beh, sono stato quello che
L'ha messo in nel qualche piano maniera alienazioni, ho messo tutto il Carciotti nel piano alienazioni perché l'amministrazione Cosolini pensava di venderne 2/3, come se si potesse tagliare come una fetta di formaggio, lasciando la parte monumentale alla proprietà pubblica e andando ad alienare la parte retrostante. Ovviamente non aveva nessun tipo di attrattiva. Palazzo Carciotti, che oggi vale 15 milioni di euro, ha quasi 17.000 metri quadri calpestabili, ha necessità di un intervento di almeno 30 milioni di euro di ristrutturazione, per cui uno potrebbe anche dire ok, il comune ci mette 30 milioni di euro, vuol dire che li sposto dalle scuole piuttosto che dalle strade, quindi comunque un intervento che andrebbe pesato in una certa maniera, ma soprattutto il problema è per farci cosa? Non spendo 30 milioni di euro per metterci uffici comunali, il centro congressi lo abbiamo, per cui è necessario che un palazzo del genere, anche per le caratteristiche straordinarie all'interno, soprattutto nella parte verso le rive, sia oggetto di un intervento privato con tutti i limiti che Comune e Sovrintendenza hanno messo per garantire che i triestini possano godere nuovamente. Poi ricordiamoci che a Palazzo Carciotti sono nate le assicurazioni generali, per cui è un palazzo storico, sicuramente non è facile venderlo, però quella è la strada dei grandi contenitori, oggi dove se restassero pubblici sarebbe veramente difficile poi andarli a utilizzare. Sicuramente. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ritorniamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta. In pubblicità il tema principale, Giorgi, era dei posteggi, evidentemente è qualcosa di sentito, è proprio in virtù, coinvolgo la signora Gabriella, in virtù del fatto che ci sono anche tanti turisti, la città si sta affollando, almeno lo vediamo insomma dalle navi, i turisti che vengono con i mezzi propri eccetera, anche il residente comincia ad avere difficoltà nei suoi spostamenti quotidiani. Dicevamo prima, no? I posteggi in centro, perché la gente va in centro a cercare posteggio secondo lei? Perché è una questione culturale, cioè è comodo perché dici devo andare in Piazza Unità e allora vado in via Diaz e posteggio, perché è vicino. Secondo lei metterli più esternamente è un cambio talmente sgradito che non si può fare, oppure bisogna semplicemente adoperarsi? Bisogna puntare su questa soluzione, perché ormai il centro è intasato e il fatto dei parcheggi, bisogna trovare delle aree idonee e muoversi con i mezzi pubblici. Lei usa molto il mezzo pubblico? Io lo uso moltissimo. Come si trova? Avendo l'automobile non c'entra, per andare in centro io uso, pur abitando in centro perché non sono montrealtana, io uso i mezzi pubblici, che Trieste è molto ben servita sì, questo lo sappiamo, dai mezzi pubblici. Sì, per fortuna abbiamo un servizio di mezzi pubblici veramente straordinario, questo sì. Se posso dire, fino a una certa ora, perché dopo diventa complicato. Cioè dalle 21 dopo un po', 20, in 21. Teatro come si va? Ecco. Sulle notturne, anche perché è una veramente città che come dicevamo prima si sta trasformando, probabilmente le esigenze di 20 anni fa erano diverse da quelle odierne. Questo è un discorso da fare con il trasporto pubblico locale a livello regionale, perché sapete che c'è un gestore unico, una volta c'era solo la Trieste Trasporti e quindi era più facile dialogare, no? Oggi però sicuramente insomma, rispetto ad altre situazioni, ad altre città, siamo molto fortunati per la professionalità anche di chi opera nel nostro trasporto pubblico locale, quindi sicuramente la parte notturna può essere implementata. Andiamo da Gianluca Paladin, che fine ha fatto? Gianluca, buongiorno, ci sei? Eccoci. Signori, buongiorno, chiedo anche a voi, andrete in vacanza quest'estate? Spero di sì. Spero di sì, perché? Per via del prezzo dei è esattamente questo il problema, il caro prezzi sta affondando un po' tutti. Sì, esatto, confermo. Anche andare a fare la spesa se diventa un problema. Esatto, confermo. C'è un prodotto secondo lei che è aumentato più di altri? Ma non so adesso, perché poco vado a fare la spesa io. Ma se va in vacanza dove andrà? Penso in Slovenia, in Croazia. Qui vicino insomma. Sì.
Va bene. Va bene. Buone ferie, se le fa. Grazie. Buona Grazie. giornata. Grazie, arrivederci. Bernardo, ho parlato prima con altre persone, poi ovviamente vedremo le interviste all'interno del nostro telegiornale. Un signore aveva in mano le borse della spesa, aveva appena acquistato della frutta, della verdura e del pesce, insomma per una spesa di 2 sacchettini si è trovato una cosa come 50 euro spesi, quindi questo è un tema effettivamente che non rende Gianluca, non rende facile noi la in situazione studio per stiamo molte- parlando dei per molte problemi persone. Dimmi, legati Bernardo. ai posteggi, come dicevamo prima, e tu sei in un'area, quella di Piazza Goldoni, che è uno snodo fra i principali in città del trasporto pubblico locale. Magari anche capire un po' in quella zona come si spostano le persone, cosa ne pensano del flusso turistico che incrementa le auto soprattutto nella zona del centro storico. Potrebbe essere anche, diciamo, un dato d'analisi che ci aiuta qua in studio a capire l'opinione delle persone. E le qui presenti Ariele e Gabriella. Adesso lo chiedo subito, signora, buongiorno, salve, Tele4, lei è di Trieste? Sì, più o meno. Allora, siamo in Piazza Goldoni, una zona nevralgica dello spostamento cittadino, e funziona il trasporto pubblico locale? Sì, funziona benissimo. Però mancano parcheggi magari in altre zone della città, lei cosa ne pensa? Parcheggi sono assenti per conto di quello sicuramente, ma le linee funzionano, gli autobus. Oggi l'ho trovata a piedi, lei si muove anche in macchina? In macchina e in autobus, solitamente anche a piedi. Cosa preferisce l'autobus comunque per il trasporto cittadino? Dipende, perché abito leggermente in periferia, per cui un pezzo faccio sempre in macchina. Se ha un suggerimento per la città da questo punto di vista, c'è qualcosa che si sente? I parcheggi sicuramente mancano, però le zone pedonali avanzano, per cui è giusto così, insomma. Grazie. Ultima cosa le chiedo, lei andrà in vacanza? No. Perché? Perché non ho altri problemi da risolvere. Ecco. Poi c'è il caro prezzi che tra l'altro sta affondando un po' tutto. Sicuramente i prezzi solo per vivere è difficile. Ultimissima domanda e poi la lascio, giuro. Lei ha mangiato la torta Sacher? No, nel nuovo locale non me la faccio da sola. Ecco, bravo. Va bene, grazie signora. Grazie, arrivederci. Hai visto, Vabbè, Bernardo, insomma. meglio, hai sentito. Dai, Però la mangeremo. simpatica, Giorgi l'ha mangiata la Sacher, lei? Non l'ho mangiata perché non si arrabbierà, spero nessuno, non sono un amante della torta Sacher e dei dolci in generale. Ma sicuramente andrò ad assaggiarla perché Sì, ormai è diventato un must, no? Ma Per possiamo dirlo che è stata una pubblicitaria involontaria mostruosa, cioè adesso tutti parlano della Sacher, Sì. Adesso io che non sono amante neanch'io dei dolci. Signora, come si può buongiorno, pensare, chiedo mangerò anche a sta lei, Sacher la perché se sono fermi un venuto attimo, curioso. lei la... Prego Gianluca, prego. Penso di sì, Dove? ancora non ho deciso. Ma il caro prezzi, no? Tutto che aumenta, può pesare anche sulle tasche per scegliere dove andare in vacanza? Certo, è prima cosa. Quindi lei sta valutando ancora la Sto valutando, sì. Senta, in trasmissione stiamo parlando tantissimo di questa benedetta torta Sacher, lei l'ha assaggiata? No. Non l'ha ancora assaggiata? No, in serio? Andrà a mangiare? Vedremo, non lo so. Vabbè, dai. Grazie. Vado ad assaggiarla, mi raccomando. Va bene. Beh, adesso, Arrivederci. insomma, Ho fatto troppa pubblicità, Bernardo. non saprei, ognuno è libero di fare Spero quel di che no. vuole in questo mondo. Quindi, Spero di no. Chiediamo alla gentile signorina che è qui. Molto Signorina, liberale, in tal buongiorno. Lei andrà in vacanza? Sì, certamente. Dove? Non lo so ancora. Caro prezzi, è un problema, sta affondando un po' tutto. Figurati, però perdonami, devo portare la bimba all'asilo. Va bene, buon asilo credo. Allora Bernardo, io a questo punto mi guardo attorno, ci sono poche persone in questo momento, la piazza è un po' più vuota del solito, tra l'altro il mio amico edicolante purtroppo è in ferie, cioè purtroppo per me, buon per lui. E quindi vuol dire che qualcuno riesce ad andare in ferie, questo è un dato interessante, è sicuramente una buona notizia. A questo punto vi anticipo, credo che saranno tutti contenti se diciamo che torneremo da Sacher più tardi. A questo punto vediamo se continua anche la fila di persone fuori dal locale per assaggiare questa torta, che poi noi ridiamo e scherziamo, ma obiettivamente ha fatto parlare molto della città di Trieste, certo. anche a livello nazionale. Noi ovviamente, Bernardo, rimarremo fuori a guardare, non è che non ti preoccupare, parla per te, però insomma nel senso. andiamo lì,
fai quello che vuoi, Andiamo lì a vedere che aria tira. Vabbè, d'accordo, magari ti prendi un caffè. Vabbè, magari prendo una fetta e me la divido in due con Enzo, non lo so, vediamo, non lo so, vediamo un po' come. No, hai visto Enzo ha fatto così col dito, ha detto. Ho visto. Va bene Gianluca, a tra poco allora. Allora Bernardo, ti lascio dialogare, ci vediamo dopo, a te la linea. Vabbè, insomma, quello della Sacher è diventato un po' un tormentone, poi diciamo che allora ci sta, perché Giorgi insomma ci sta, poi le parole del sindaco sono state molto schiette come suo stile, poi insomma ognuno faccia quello che vuole della serie. Ma no? Esatto, allora il sindaco come sempre è stato sincero. Aveva un sindaco sincero, ha detto quello che pensa, poi ha detto una frase che tra l'altro ha avuto un eco, e come sempre quando parla di piazza si creano le polemiche, però è servita anche questa per aumentare di più quello che è il lancio pubblicitario. Sì. E Trieste che non solo va alle cronache per essere una delle città dove si vive meglio, questi sono dati importanti del Sole 24 Ore o di altri quotidiani, dove la stampa internazionale è sempre attenta a quella che è l'attrattiva turistica, non solo il Pedocin richiama da Giappone, da Stati Uniti e Inghilterra truppe, adesso c'è anche la Sacher, per cui un motivo in più per parlare della città e per venire a visitarla. Cosa ne pensa signora Gabriella di questa cosa della Sacher? Un po' così esagerato? Pensando al sindaco e alla sincerità del sindaco, mi scusi, ho fatto il paragone con Maria Antonietta che diceva il popolo ha fame e che mangi una brioche. Non è tanto. Ma noi dobbiamo apprezzare, perché soprattutto in politica la maggior parte dei politici hanno due facce, hanno una maschera davanti al cittadino, all'elettore, e magari sono diversi. Invece il sindaco è così, non nasconde nulla. Io credo che al di là che può piacere o meno, bisogna apprezzarne la sincerità, e credo che sia una delle doti da apprezzare. Non sono d'accordo, perché fa parte della democrazia. Preferisco una piccola bugia che un'amara verità. Scusi, bisogna anche essere un po' diplomatici, secondo me. Va bene. Signora invece Ariella? Beh, sono d'accordo, insomma, doveva un po' controllarsi, insomma, di fare quell'affermazione, di guardare. Vabbè, insomma. Poi, ripeto, ognuno è libero di fare la sua scelta. È una battuta, no? Ovviamente dice, ragazzi, è così. Chi vuole mangiare la mangi, se no guardi. Se no guardi. E viene interpretato in vari modi questo se no guardi. Però di chi lo conosce bene magari la prende come lei, un tono spiritoso. Noi che non lo conosciamo, però al di là appunto delle posizioni, può piacere o meno, il sindaco è vero, torno a dire, sono da 30 anni che faccio politico, ho conosciuto tantissimi politici a livello locale ma anche a livello nazionale. Posso assicurarvi che non ci si aspetta a volte di trovare delle persone che in qualche maniera vanno a recitare un ruolo. Il sindaco non recita nulla, questo è il sindaco di piazza, ed è uno dei motivi per cui dal punto di vista elettorale ha sempre avuto un successo, d'altronde ne ha vinte 5 su 5 e quindi un motivo ci sarà. Anche questo fa parte del personaggio di piazza, può piacere o meno, però bisogna apprezzare che ti dice quello che pensa, non va a nascondere sempre, nulla. io lo conosco dal tempo che era l'unico supermercato, visto che abitavo a Rozzol, era lì. Dunque lo conosco. Quindi anche lì lui. Va bene. Sacher a parte, prima si parlava del Carciotti, restiamo sulle rive. Signora Ariella, il Carciotti lei lo vede da fuori, no? Sì. Alla cupola, dentro c'è tutta la parte monumentale. Io ci sono entrato con il qui presente Giorgi quando era assessore al patrimonio, mi ha fatto gentilmente entrare, abbiamo fatto un piccolo reportage. Se lei dovesse pensare al futuro del Palazzo Carciotti, cosa le piacerebbe vedere? Perché la strada più immediata oggi è quella di un albergo, mi corregga se sbaglio, Sì, Giorgi. sì, un albergo residenziale, cosa possiamo ristoranti. pensare al posto del Carciotti oggi? Se non sarebbe bello capire un po' anche l'opinione. L'albergo penso che sia una giusta soluzione, perché abbiamo bisogno con tanti turisti di nuovi alberghi. E la posizione poi è la posizione competitiva al massimo. E questo è il massimo, diciamo. Gabriella? Avere una cosa del genere. Tu non sei d'accordo? No, sono d'accordo. Non dico essere d'accordo o meno, ma cosa avrebbe senso lì? Ecco, questa è l'idea. L'idea
non so cos'altro si potrebbe fare, veramente. Quello è. Sì, perché è talmente tanto Cosa grande. puoi fare? È tanto grande, è una struttura che dovrebbe essere utilizzata e come dice lei, qua sono d'accordo, per fare uffici amministrativi non ha senso. Forse Anche sarebbe perché più utile. i costi appunto di recuperare certo. diventerebbero uffici con un Sì, costo al metro quadro lussuosi, non è corretto. Ma lì io penso sempre che allora, la parte monumentale, e questo l'abbiamo detto come amministrazione, deve comunque restare visitabile Aperta al pubblico. per i nostri concittadini e per i turisti. Poi c'è una parte che sicuramente ha una vocazione alberghiera da Hotel 5 Stelle, che manca sicuramente a Trieste, una parte, quella via verso Cassa di Risparmio, dove è già prevista la possibilità di fare una parte residenziale di lusso, perché non è facile fare tante stanze verso e poi pensate a tutto quello che può essere il lato sul canale di Ponte Rosso, con ristoranti, con negozi, cioè effettivamente diventa un punto di richiamo al piano strada importante, un po' quello che succede. Una specie di galleria, una sorta di... Sì, quello che succede, non so, pensate, a me ricorda un po' i Navigli, quindi la possibilità di avere dei locali che si affacciano direttamente sul canale, secondo me ha una sua suggestione, sì, senza dubbio. No, si immagino anche del Palazzo della Ras, che adesso è diventato l'Hilton. Sì. Ci vedo una certa utilità. Certo. Anche perché, come dicevamo prima, per la metratura cosa ci vai a immaginare? In centro commerciale? In centro città? Capisci? Anche perché difatti. non è più di moda il centro commerciale. No, ce ne abbiamo troppi anche, secondo me. Dovrebbe essere quello della ex fiera, anche lì. Proprio in questi giorni l'assessore Babuda incontrerà la proprietà, lì un intervento importante, tra l'altro di uno dei leader in Europa delle realizzazioni dei centri commerciali, per cui la professionalità c'è e quindi se ha scommesso su quell'area evidentemente avrà... Perché è ferma così tanto tempo, Giorgio? Ma perché è stato un percorso complicato, è stato più facile, e io come assessore al patrimonio l'ho venduto tra l'altro anche a un prezzo più alto della base d'asta, andando così, ed è stata secondo me una cosa molto importante, a chiudere quelli che erano debiti della gestione precedente della fiera senza mettere le mani nelle tasche dei triestini, e questo è stato importante. Dopodiché tutto quello che riguarda le variazioni urbanistiche non passano solo per l'amministrazione comunale, c'è stato un passaggio in regione, oggi si stanno attendendo le ultime autorizzazioni. Io so che appunto, come dicevo prima, il Sole Babuda era già calendarizzato a brevissimo un incontro e ormai ci siamo. Ovviamente la pandemia ha dato un blocco incredibile a tutte le attività e anche a quella. Cioè noi dobbiamo pensare che abbiamo avuto 2 anni di buco totale dove non si è vissuta la normalità, e questo si ripercuote su chi va a investire. Però è un investimento importante, creerà posti di lavoro nella realizzazione e poi nello svolgimento delle attività. Insomma, speriamo che diventi un punto di richiamo soprattutto per i triestini. No? Lei, signora Ariella, non è molto distante, no, dalla zona dell'ex fiera. Come l'ha vissuta questo periodo di punto di domanda perenne? Lì e anche abito vicino all'ex caserma che non abbiamo toccato. Che lì è anche lì. Via Cumano, diciamo. Via Cumano. Via Rossetti. Via Rossetti, scusi, guardavo la caserma sotto. Via Rossetti. Via Rossetti, la signora avrà visto le miriadi di giovani che sono venuti a fare il CAR e quindi il servizio militare in quegli anni. Lì c'è, e continuiamo con fermezza a seguire l'idea di creare il primo campus di scuole superiori. Abbiamo un primo finanziamento di 5 milioni di euro per la progettazione. Io mi sono scontrato più volte con Cassa Depositi e Prestiti per cercare di strappare, perché addirittura, posso dirlo, insomma, penso che nessuno si arrabbierà, ad un certo punto con il sindaco abbiamo detto: facciamo così, vi diamo il Carciotti, quindi potete fare e attrarre degli investimenti che in quella zona non potrete mai attrarre ed avere. Purtroppo Cassa Depositi e Prestiti è un organo parastatale, ha ragionamenti, tempi, burocrazie statali, e spesso io finivo una riunione, non riuscivamo a chiudere e dicevo ci vediamo prossima settimana, guardavano il calendario ci vediamo fra 45 giorni. È chiaro che poi si prolunga.
lì ci sono gli spazi, c'è una solidità delle caserme dal punto di vista di realizzazione, sono state realizzate dall'Austria, io posso dirvi sono stato all'interno, è molto più semplice intervenire e realizzare lì nuove scuole, tra l'altro con spazi importanti, perché lì si potrebbe trovare una miriade di spazi sportivi, di biblioteche, di zone di aggregazione per i giovani. Ovviamente anche qui c'è chi dice però farli arrivare lì. Questo volevo domandare. Voi che state in dal zona, punto di vista urbanistico, noi abbiamo 2 licei, il Petrarca e Galilei, sì. Ecco. Però da 2 passerebbero a 9, quindi può diventare un problema logistico. Però abbiamo affrontato anche dal punto di vista della movimentazione delle automobili, dei mezzi pubblici, ci sono più ingressi per quello che riguarda la caserma, noi restiamo con la logica, entrano tutti da via Rossetti perché è l'ingresso principale. Però tutti confluiscono in via Rossetti. No, abbiamo 5 ingressi per quello che riguarda la caserma, proprio nei 4 lati e in varie zone, per cui si può, e l'abbiamo visto a tavolino, ovviamente con delle caratteristiche, con uno studio, far sì che non vada a impattare in maniera devastante. Anche lì poi bisogna... Guardate quello che succede davanti alle scuole. Non so, io alle elementari, magari non in prima, ma in terza, in quarta, in quinta elementare, autobus o venivo lasciato a una certa distanza. Oggi sembra che i nostri ragazzi abbiano la necessità di essere accompagnati quasi fino al banco di scuola, per cui bisogna rivedere, no, un po' quello che è il rapporto. Poi stiamo parlando di ragazzi delle superiori, non ci sarà la mamma che li porta fino in classe. Quindi ovviamente delle problematiche come in tutto quello che si prova a fare, però un'opportunità incredibile per promuovere ancora di più quella che è una delle basi della nostra società, che è la scuola, per i nostri ragazzi. Per cui lì si crea il futuro, e poter dare un servizio del genere rispetto a delle scuole superiori che noi abbiamo ereditato dalla provincia, realizzate negli anni 60-70, che cadono a pezzi. Dove è pressoché impossibile intervenire, cioè costa meno fare un campus che mettere a posto tutte le scuole che hanno problemi incredibili. Allora, l'abbiamo detto prima, serve far sì che i nostri giovani studino in delle condizioni relative al 2023, non possono studiare in condizioni relative agli anni 80, e quindi bisogna realizzare qualcosa anche di attrattivo che possa veramente cambiare il modo di approcciarsi con il mondo delle scuole superiori. Le piace il progetto, Ariella, del campus? Però dovrebbero, il campus però dovrebbero realizzare anche un scuola bus, diciamo, tra virgolette, un servizio di trasporto, nel senso, perché quelli che vanno alle superiori magari girano in motorino e così sono abbastanza autonomi, però altrimenti, come succede con la 38, che non si può prendere a una certa ora perché sono tutti quelli della Sissa che prendono, e che è tutta piena. Succede anche sulla 22 sull'11, insomma, che sono i 2 mezzi che portano lì, Gabriella? Perché non abbiamo altri mezzi lì. Non ho capito bene la storia che non conviene rimettere a posto le scuole. E quindi qual è l'idea? Demolire le scuole vecchie e costruirne di nuove? Non ho capito, allora, mi scusi. Il costo per mettere a norma gli istituti superiori che abbiamo ereditato dalla provincia, che in qualche maniera hanno problemi strutturali, oltre che di quelle che sono le esigenze antincendio, CPI, eccetera, ha un costo. Noi vogliamo far sì che all'interno dell'ex caserma di via Rossetti si realizzi un campus, andando a sfruttare invece un modo diverso di realizzare gli edifici, che è stato quello fatto dall'Austria, e che permette oggi, con una spesa minore, di andare a realizzare un campus che non esiste in Italia di scuole superiori, con delle caratteristiche, dei servizi per i nostri ragazzi che vadano dal comfort delle aule, dal fatto di avere spazi per fare attività sportiva, spazi di aggregazione, spazi per la mensa, cose che oggi non tutte le scuole possono avere. Quasi nessuna scuola può avere, e soprattutto di avere quelle caratteristiche che oggi ci vengono richieste per adeguare gli edifici a quelle che sono le norme sempre più stringenti, giustamente, sulla sicurezza. Quindi il costo della realizzazione del campus è minore rispetto alla somma della rimessa a posto di tutte le altre scuole. Noi abbiamo delle scuole che non è possibile mettere a posto, bisognerebbe abbatterle.
Cioè, siamo questo voglio sapere, a questo livello, per cui è una disperazione spesso e volentieri, senza dimenticare che quando si chiude una scuola abbiamo la difficoltà di trasferire, questo lo vedete, no? Certo. Beh, a quel punto, Giorgi, le scuole che verrebbero, fra virgolette, mi passi il termine, svuotate in tal senso, quegli edifici, cosa succede? Bella domanda. Che si fa? Allora, si buttano giù, si riconvertono? Bisogna riconvertirli, secondo me devono andare sul mercato, perché poi il privato, allora sì, facendo una trasformazione di un edificio che oggi può avere funzioni pubbliche ma un domani può avere funzioni private, e quindi anche un ritorno economico può intervenire in maniera diversa rispetto a un bando pubblico con le problematiche che ci sono. Quindi diciamo al posto di un Petrarca in Largo Sonnino si può vedere un palazzo di un privato che intende mettere dentro una sede di un'azienda, una casa di riposo, piuttosto che degli appartamenti, cioè il privato ha le mani slegate rispetto a quello che può essere ai vincoli degli appalti pubblici. Prego. Posso dire una cosa, però se aspettate ancora un po' ma non le costruzioni della caserma, cioè, no, il problema è la proprietà della caserma, perché è di proprietà di i proprietari, noi siamo lì che pressiamo, non ce l'hanno ancora dato in mano. Dicevo prima, no? Gli abbiamo detto, perché allora inizialmente Cassa Depositi e Prestiti nella proprietà della caserma aveva l'idea di fare un centro commerciale. Questo era il caso, e noi ci siamo sempre opposti, ancora di più da quando la fiera è stata venduta e sono stati fatti passi avanti. E quindi gli abbiamo detto, ma ragazzi, là non farete nulla. Per quello c'era l'idea di poter dare il Carciotti. Abbiamo detto, ok, prendiamo il Carciotti, ma ci date anche 8 milioni di differenza. È come se io vendessi la mia macchina e la cambio con un Ferrari e io gli dico, guarda, io ti do la mia, però mi dai anche i soldi. Questo dice, ma no, scusa, casomai è l'inverso, no? Per cui spesso e volentieri ci si scontra con queste illogiche burocratiche che fanno sì, anche se il sindaco su questo è molto attento. Io ricordo che di questo ce ne siamo occupati assieme alla mia collega Angela Brandi, eravamo in giunta, lei dal punto di vista di promozione del campus, io dal punto di vista patrimoniale e immobiliare, abbiamo tracciato questa linea che io spero che al più presto venga chiusa e si possa partire. Speriamo ci siano novità presto. Dobbiamo andare in pubblicità, saluto e ringrazio il consigliere Giorgi, cederà il posto al consigliere Pasino, quindi breve pausa e ci vediamo tra poco. Grazie, un saluto a tutti. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, già si è animato lo studio dalla presenza del consigliere comunale della lista Russo, appunto, Franco Alberto Pasino, ben trovato. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti, buongiorno ad Ariella e Gabriella che sono qua con noi. Sempre in compagnia delle signore Ariella Zanevra e Gabriella Iavarone, con Gianluca Paladin che ritroveremo tra poco. Pasino, parlavamo proprio prima della pubblicità, le ultime battute con Lorenzo Giorgi, del progetto del campus scolastico a quella che è l'ex caserma di Via Rossetti, con diciamo punti di forza e punti di debolezza di una proposta progettuale di questo tipo. Le chiedo intanto lei come la vede come situazione e poi integriamo questo con un discorso turistico che aveva già accennato in pubblicità. Allora, in realtà la parola il campus esiste nelle realtà statunitensi dove i centri di aggregazione mancano, nel senso che in luoghi dove la popolazione è dispersa, il campus diventa il luogo dove le persone da varie località convengono in un'unica per vivere assieme. Trieste ha un'altra criticità da risolvere, che è quella di affrontare le sfide del futuro, tra le quali quella del turismo, preservando i quartieri e le scuole sono uno dei presidi del quartiere, presidi sociali, tant'è vero che in grandi città cosa si sta facendo? Si sta facendo il social housing nel centro, nei quartieri più esclusivi, cioè si portano le case dell'Ater, per essere chiari, all'interno dei quartieri più esclusivi, perché c'è necessità in ogni quartiere di avere una simile struttura per favorire che cosa? Per favorire la residenzialità degli anziani, avere dei bambini che vivono in quella zona, avere servizi a favore di quelle persone. Quindi questa è una sfida
È sempre difficile e bisogna stare attenti a non criticare una sfida per partito preso, però io credo che di fronte alle sfide sia sempre necessario valutare non solo i benefici, e certamente la Giunta sta cercando di valutare questi, ma anche le criticità, senza agitare. Qualcuno per esempio dice vabbè, avremo via Rossetti intasata, già adesso è un problema, figuriamoci quando ci sarà un unico campus. Vabbè, c'è quello, ma a me preoccupa di più un altro, è quello che ha appena accennato, cioè di far sì che ogni quartiere mantenga integra la propria pluralità sociale, il fatto di essere un luogo dove tutti i cittadini stanno bene, dai più giovani ai più anziani. Poi c'è anche è marginale, ma c'è anche, come dicevamo prima, l'aspetto legato al e dopo cosa facciamo di quegli edifici. Ma certo, ma è questo tocca il problema di cui sto parlando, cioè se poi ci dovessimo porre un problema e dire vabbè, allora là mettiamo residenzialità popolare perché appunto, e veniamo al turismo, perché dal Borgo Teresiano i triestini se ne stanno andando perché ciascuno ha visto bene di prendere i suoi 120 metri quadrati e farne Airbnb e alzare ogni mese 3.000 euro, 4.000 euro, potersene andare a Barcola a prendere il sole, perché questa è la questione che dobbiamo affrontare. Noi non ci si rende conto, un punto percentuale di crescita della presenza di Airbnb in una città fa aumentare il prezzo delle case dal 7 all'11%. Quindi i triestini, se vogliono più Airbnb, sappiano che pagheranno più le case un domani. Certo. Tant'è vero che ci sono delle legislazioni internazionali che tengono sotto controllo questo fenomeno dicendo tu puoi affittare al massimo un terzo dell'anno al triplo del prezzo, così guadagni lo stesso, ma non accontenti tutti, certo. Esattamente. Certo. Io sono molto timoroso di fronte a questo fenomeno, cioè mi fa molto piacere che si dica siamo felicissimi perché Trieste ha questo boom del turismo, va bene, però io mi preoccupo sempre del futuro, cioè quello che dovrebbe fare un pubblico amministratore, cioè non dire oggi stappiamo champagne perché abbiamo più turisti, ma dire va bene, Trieste è la città che è, ma tra 30 anni con il turismo, un turismo non controllato, dove finiamo? O perlomeno dove finiranno quelli che hanno meno diritto di parola? Diciamo così, si pensa sempre ai più fragili, ai più deboli, a quelli che subiranno le pressioni di questa stramba immigrazione alla quale stiamo assistendo. Cosa ne pensate, signore? Gabriella? Non è che abbia le idee molto chiare di quanto ha detto lei al momento. A me pare che abbia fatto un giro di parole che concretamente non capisco. Cioè lei sta dicendo che dobbiamo intervenire anche tutti i proprietari di appartamenti non trasformino i loro appartamenti in B&B, ho capito giusto? O qual è la tendenza? Dovremmo disincentivare, secondo me. Cioè dovremmo consentire l'Airbnb, ma renderci conto che con l'aumento dell'Airbnb in centro, il centro verrà abbandonato. Certo. Dai residenti che andranno a stare nei quartieri periferici. Io questo non lo vorrei. Non lo vorrei. Cioè io vorrei, e guardi, come noi il problema l'hanno avuto Parigi, grandi città, che hanno evitato questo, hanno messo, come ho detto prima, residenzialità popolare nei quartieri centrali. Questa sarebbe la soluzione. La soluzione è la Trieste che piacerebbe a me, non è la soluzione. Questa Trieste piacerebbe anche a me se è per questo. Ma adesso, attualmente, il fenomeno dei B&B è così evidente? Abbastanza. Certo. Io conosco gli affitti turistici stanno diventando sempre più spinti. Ci sono persone che comprano, che ho amici che hanno disinvestito fuori Trieste, hanno comprato in centro un appartamento prestigioso e loro adesso integrano il loro budget con gli introiti di questo appartamento. Quindi si prevede che per il futuro il centro venga esautorato. Venga destinato ad affitti. E noi dobbiamo pensare, e quando succederà? Perché guardate, ma pensate, io faccio l'avvocato, per avere un certo reddito mi ammazzo di lavoro, letteralmente. Allora, la mia casa, dico questo, metto dentro 6 bagni,
l'area in un Airbnb, smetto di fare l'avvocato, certo. barcola a oltranza, pago una signorina per farmi le pulizie, e questa è una rendita di capitale, mi fate dire, delle più odiose, ma delle più odiose, fatte a Trieste tra l'altro, città della scienza, della cultura, bla 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 bla, e ci troviamo tutti quanti a Barcola? Perché questa guardate la tentazione. No, volevo è forte la tentazione. Siamo un po' migadori, no? Sì. Prego, Ariella. Noi facciamo parte, siamo volontarie, ecco, allora noi non siamo a Barcola, vabbè, l'estate possiamo... non lo dicevo. Ma noi, ecco, diciamo che noi abbiamo sentito il bisogno dopo la pensione, cioè quando siamo diventate pensionate, di trovarci un'occupazione, un qualcosa da fare. Perché è brutto stare a Barcola, dalla mattina alla sera. Di cosa si occupano? Siamo dell'Università della Terza Età. Felicitazioni. Cosa mi dice anche lei di questa possibile modifica del cambio di destinazione dei queste locali sono del contrari centro? anch'io, non è che c'è... Manca il centro dopo, no? Cioè, ma non solo il centro, ma tutti i negozi, no? Che sono per il centro, il fruttivendolo, tutto quanto, tutte le persone che vanno, perché altrimenti non serve più niente. Poi il nostro è un centro vissuto, cioè residenziale, non tutto, ma anche residenziale, abbastanza residenziale. Cioè, nelle vie del ghetto la gente ci vive, sopra ai locali che fanno movida. E là è già stata una partita difficile. È molto difficile. Io ho patrocinato un caso di persone che non avevano comprato l'appartamento e non riuscivano più a dormire, insomma. Insomma, questo aspetto secondo me va governato. Se posso permettermi di fare una osservazione alla Giunta, io ho questa impressione, cioè la Giunta la Giunta, poi parliamo del sindaco, no? Che è una persona che rispettiamo. Ci sono due modi di affrontare per esempio il marketing. Uno è fare un sacco di cose per guardi quell'immagine a proposito di marketing, di sviluppare la propria attività, la prima. E la seconda è non fare niente, perché le cose succedono. Esatto. Le cose succedono. E c'è famosa la frase di Ford che disse un terzo dei soldi che spendo per marketing è buttata via, solo che non so qual è, quindi continuo a spendere. Esatto. Allora il mio concetto è, io ho un po' l'impressione, lo dico con molto affetto e stima, che il nostro sindaco veda le cose succedere e dice bellissimo, succedono un sacco di cose, bellissimo. E io rispetto questo modo di essere. Il mio problema è che sono l'opposto. Io sono l'opposto, cioè io da padre ho 4 figlie, cioè devo pensare ma cosa sarà tra 20 anni, tra 30 anni. Bene, no? Che oggi sta succedendo una cosa, ma succedendo questa cosa tra 30 anni poi la conseguenza qual è? Quale sarà? Perché la mia città non è la mia città, è la città delle mie figlie, e i danni che faccio io quest'oggi li pagheranno loro. Quindi il tema del caffè Sacher in realtà è un tema irrilevante, cioè anzi è un tema positivo. Arriva, il caffè Sacher ritiene che Trieste sia una piazza interessante per metterci i propri prodotti che sono prodotti esclusivi. Cioè noi insomma basta, avevamo Dior, Gucci, cose, adesso abbiamo quelli che vendono i rossetti cheap. Ci siamo anche un po' stufati, no? Di questo clima veramente da bazar della ex Jugoslavia, fatemi dire. A noi piace essere una città bella, ricca, ma questa città bella e ricca non può sacrificare tutto di sé per diventare a propria volta un nuovo bazar. Deve essere, cioè, e poi concludo e sentiamo. Quegli austriaci, australiani, inglesi che comprano casa qua non la stanno mica comprando per avere, fatemi dire in termini semplicistici, una grande via Torino. Comprano qua perché vogliono l'opera, vogliono il teatro, vogliono anche il caffè Sacher certamente, ma vogliono una città viva, non vogliono una città ridotta come Venezia, dove i negozi che vendono i ninnoli sono di cinesi. Vabbè, Londra sono uguale, di cinesi. E i ninnoli
pretesamente prodotti a Murano arrivano dalla Cina. Questo io non lo voglio per le mie figlie e per le signore, ovviamente, cioè per noi e per il futuro dei nostri giovani. Breve pubblicità, poi da qui ripartiamo anche con le signore che mi diranno la loro opinione, tra poco. Io starò più tranquillo. Torniamo in diretta a 9:20, andiamo da Gianluca Paladin, abbiamo visto dove si trova e quindi gli diamo parola assieme al suo ospite. Grazie di nuovo Bernardo e un saluto al tuo nuovo ospite. Allora, e ringraziamo anche Erland che è qui con noi, Caffè Sacher, per parlare anche del grande successo che ha avuto. Ne stavate parlando molto voi prima in trasmissione. Erland, grazie innanzitutto per averci accolto. Ci mancherebbe, grazie a voi di essere venuti a trovarci. Allora, devo dire che si sta parlando della torta Sacher che ha avuto un ottimo successo da pochi giorni, da quando avete aperto. Intanto come sta andando? Sta andando molto bene. Ha avuto un grande successo in realtà perché è il primo caffè Sacher in Italia, poi ovviamente quello che spinge i triestini è la qualità del prodotto. È la qualità del prodotto. Prodotto che viene direttamente da Vienna. Da Vienna, esatto. E abbiamo visto anche le file qua fuori per assaggiarlo. Ve lo aspettavate effettivamente tutto questo successo? In realtà ci aspettavamo perché, come dicevo prima, è unico in Italia, quindi ecco, poi è anche la qualità del prodotto che è la Sacher. Certo. Quali sono i commenti che avete ricevuto dalle persone? Guardi, ci sono tante polemiche in giro, però noi non dobbiamo perderci sulle polemiche. Beh, ma non che su la di gente loro. dice, dobbiamo andare avanti e fare il nostro lavoro. Vabbè, poi intanto se ne parla in ogni caso, quindi... Bene o male se ne parla, però meglio che se ne parla bene, ovviamente. Beh, certo. È una zona molto frequentata questa, non questa via della città? È una zona molto frequentata, devo dire, sì. Quindi avete clienti anche frequentemente? Esatto. Ma Gianluca, hanno avuto austriaci che hanno potuto dare un feedback, diciamo, proprio sulla... Ma avete avuto austriaci, tra l'altro? Tra l'altro sì, abbiamo avuto anche clienti austriaci che venivano da Vienna perché là non si riusciva ad entrare per la fila che c'era e sono venuti apposta a provare la Sacher. C'era meno fila per andare a Trieste. Da noi, al caffè Sacher. Cioè da Vienna hanno detto ok, qui non riesco a entrare, aspetta che provo ad andare a Trieste. Essendo pure la fila, però erano contenti di aspettare quel tempo, insomma, in fila e entrare ad assaggiare la Sacher al caffè Sacher a Trieste. Ma è vero che hanno finito le scorte? Ma ordinano anche qualcos'altro oltre alla Sacher oppure solo... Certo, per dire il capo in B tipico triestino, che è una cosa tipica della città, quindi ci fa anche molto piacere che i clienti e i turisti sono curiosi ad assaggiare il capo in B tipico triestino. Allora Bernardo, se Erland è d'accordo, io staccherei fra poco. Hanno fatto più bravo, scorte? questa è una bella domanda. Avete fatto più scorte in virtù del fatto che è così richiesto il prodotto? Guardi, le abbiamo sempre avute, ci sono state polemiche sull'esaurimento della torta Sacher, ma in realtà abbiamo solo staccato, diciamo, un giorno di pausa, di riposo, ecco. Troppo lavoro. Che è lunedì, il giorno della chiusura di Caffè Sacher di Trieste. Troppo lavoro, insomma. Abbiamo lavorato, devo dire la verità, abbiamo lavorato, sì. L'abbiamo visto in questi giorni anche... Avete visto anche voi, insomma... Erland, possiamo, adesso magari Bernardo stacchiamo un attimo la telecamera, possiamo fare un rapido passaggio con te dentro e magari ci mostrate anche un pochino come è strutturato il locale? Prego. Allora noi ci spostiamo Bernardo, tempo veramente pochissimo, quando ci rivedi siamo pronti dall'interno. Sì, ma vi lasciamo più possibile, diciamo, in presa diretta, anche perché così l'avvocato Razze non perdiamo... porta i clienti, c'è un collega, ok. L'avvocato Razze che si mangiava una fetta di torta. Una fetta di torta. Voi dicevate polemica attorno a loro anche, più per il prezzo. Vabbè, insomma, siamo in un libero mercato, no? Mi viene da pensare, come si diceva prima. Comunque costava tantissimo anche a Vienna. Io l'ho mangiata a Vienna, era un salasso tantissimi anni fa. Ma sono quelle cose secondo me che definiscono anche i luoghi, cioè quando si andava a Vienna da ragazzi ricordo che si faceva la passeggiata eccetera e si diceva
e magari andiamo al Sacher a mangiare una fetta di torta. E si sapeva che metà dei soldi che si erano portati per la gita a Vienna andavano per la fetta di Sacher, e questa è una cosa in realtà positiva, iconica, perché secondo me, io conosco così d'estate, giro eccetera, ho una figlia che si occupa di hotellerie di lusso. Il tema in Italia è che talvolta manca il lusso, cioè la proposta turistica deve essere articolata e deve soddisfare tutte le esigenze. Certo, tutte le fasce del In Italia, per esempio, l'offerta sciistica, faccio un esempio, non dà questa opportunità. Cioè, o è di nicchia o non lo è. No, ma non faccio il nome della località sciistica, ma l'hotel più esclusivo di una certa località, ti siedi al bar e questi non ti portano, quando ti chiedi vini ti dicono o abbiamo il Merlot o abbiamo il Cabernet. Se uno fa la stessa cosa a St. Moritz, questa arriva con la lista e abbiamo il Romagné Conti da 25.000 euro, poi se tu vuoi spendere poco ci dai 150 euro per una bottiglia. Ma è giusto, perché chi va a St. Moritz non ha questo tema, cioè sai a cosa va incontro. Ma è ovvio, cioè io so perfettamente, se vado nell'isola greca voglio mangiare un'insalata greca per 2,50 euro. Dopodiché, se scelgo per i 50 anni di matrimonio di andare nel posto di lusso, so che è un posto di lusso e non mi devi cacciare l'insalata greca a 2,50 euro, perché allora divento idrofobo, vuol dire che non sai fare. Certamente non sai fare uno dei due mestieri, cioè non sai fare il lusso, e credo che Trieste debba anche avere, anzi fatemi dire, l'Italia per il turismo dovrebbe avere soprattutto offerta di lusso. Per il turismo, cioè quello che secondo me in questo momento stiamo sbagliando e che non stiamo scegliendo, perché se facciamo la città con la sfilata dei carri che abbiamo avuto un mese fa, no? I carnevali, poi facciamo l'opera o il Phantom of the Opera a Rossetti, beh, vuol dire che non abbiamo deciso, perché se io sono un turista e decido, un anziano di Salisburgo, e dico sai cosa, mi trasferisco a Trieste, ma gente così ce n'è tanta, oppure quelli che fanno il lavoro da remoto, e dicono vado là perché è bellissima e in più dà anche un certo tipo di offerta, che magari è attingibile anche dei meno ambienti, perché non mi si dica che uno non può mangiare una fetta di Sacher anche se ha un reddito sociale, cioè, giustamente come dicono, questa gente è la stessa che poi va al baretto e si beve 4 calici, quattro e paga calici uguale, e paga uguale. E via i 10 euro. Vediamo gli interni allora con Gianluca. Eccoci qua. Sì, Bernardo, esatto, siamo all'interno del caffè Sacher e potete vedere appunto, tra l'altro stanno lavorando ovviamente in questo momento, lavori in corso, preparano il caffè ovviamente, poi chi ordina la torta avrà ovviamente la sua fetta di torta, poi vedete proprio il bancone che è davanti alla sala dove le persone stanno godendo la loro torta e il loro caffè. Eccoci qua, siamo all'interno del caffè Sacher. Andiamo a vedere allora. Quanti coperti ha? Questo è il piano terra, quanti coperti sono più o meno? Più o meno sui 54 posti a sedere, diciamo. Poi qui abbiamo anche queste belle vetrine, come vedete. Vetrine dove le persone possono anche godersi il fuori, guardare all'esterno. Vetrine le facciamo accomodare dai 3 persone in su, ecco, oppure 4 come vedete i divanetti. Poi volevo farvi vedere anche una stanza. Esatto. Ma c'era anche gli scansi delle scarpe dell'ex negozio, no? Ero andato prima del matrimonio per cercare le scarpe, non le trovate. Ma infatti Bernardo, guarda dove ti portiamo, qui c'è una piccola chicca adesso, praticamente questa è una stanza. Esatto, un po' più riservata di chi insomma vuole un po' più intimità. Ah, un privé. Qua. Noi chiamiamo privé. Ha detto lui. Pasino, Bernardo, che bello, no? Allora ci sono i luoghi dove sedersi, c'è il vetro dove comunque si può ammirare quello che succede nella sala principale proprio qui, e vedere anche ovviamente fuori dal locale. Poi qui c'è il tavolino, il divanetto, come dice il nostro sindaco, come lo chiamiamo, un puff, diciamo, esatto, questo qua è un divanetto da guardare al guardone, il passo, una coppia o magari anche 4 persone. Esatto, anche in 4 ci si può entrare, ecco, però
la cosa si per fa una più coppia ringinosa. sarebbe ideale per chi vuole un po' più intimità, come dicevo prima. Trattativa e riservata, godersi diciamo. il loro pranzo Perdi tempo. oppure la loro torta che è da Astenersi sacca, mercenari. ovviamente. Quindi Bernardo, per un suggerimento anche per te, magari con tua moglie, se vuoi, poi come si fa? Si prenota? No, si può arrivare anche senza prenotare, ecco. Ci si può entrare anche, però se si prenota sarebbe meglio, ecco. Sì. Però l'entrata è libera, diciamo, Ok. per chi vuole entrare in questa stanza riservata. E allora noi usciamo dalla stanza che gentilmente ci ha mostrato, vedete che continuano a lavorare ovviamente, poi spremute, arance ovviamente, Ma non vedo c'è le solamente il spine, caffè e la sacca, è che anche luogo da aperitivo, quindi non solo caffetteria, giusto? Bravo, voglio chiedere questo, Erland, è anche un luogo da aperitivo volendo ovviamente. Certamente, è anche un luogo da aperitivo, facciamo degli aperitivi molto di qualità, diciamo. Ecco, abbiamo anche il barman qui, Gianluca. Qual è il pezzo forte? Abbiamo degli aperitivi molto buoni, direi. Allora, mi chiedono qual è il pezzo forte, ma in realtà io vedo che c'è il gin mitteleuropeo. Che è un gin triestino, diciamo, che sta andando molto forte, direi. Mi sa che passerò di qua, Bernardo, perché hai visto che Di Trieste. c'è una chicca particolare, c'è un qualcosa che viene chiesto più di altri come aperitivi o un po' di tutti i tipi? Qua lo possiamo chiedere al barman nostro, che lui è un po' più informato, diciamo, sulle gin. Possiamo parlare con lei? Gianluca? Mi chiamo Gianluca anche io. Aspetti che vengo là, cerco di disturbarla poco. Allora, qual è l'aperitivo che va per la maggiore? Ma diciamo qua abbiamo varie tipologie di champagne, quindi diciamo quello va moltissimo, il Cremant soprattutto. Ovviamente grande afflusso di persone per aperitivo, fatto solo per Sacher, qualsiasi cosa. Ok. L'aperitivi. Anche l'aperitivo non ho puntato. Si lavora di alto, più la quindi. sera o la mattina da questo punto di vista? Tutto il giorno. Senza Cosa si sposa bene con la Sacher? Direi di sì. Cosa si sposa bene con la Sacher? Ma io direi che appunto champagne. Champagne. La caffetteria, qualsiasi cosa. Io non oso chiedere il prezzo. Grazie, buon lavoro Gianluca. Per amor del cielo. Grazie. Io torno da Erland, che lo ringraziamo anche Grazie ovviamente. a voi di esserci venuti a trovare. E allora Bernardo, dal caffè Sacher è tutto, noi ti salutiamo, ma poi magari faremo un ultimo passaggio fuori per un altro collegamento, siamo sempre qui in zona. A te Bernardo e grazie ancora. Grazie a voi, alla Grazie, prossima. buon lavoro. A voi la linea. Al locale. Insomma, abbiamo visto come si siano attrezzati per dare un'offerta completa, poi ripeto, il privé, il tutto, insomma, arricchisce, no, l'offerta, come diciamo, trattative riservate. No? Trattative riservate. Beh, l'importante è che i triestini capiscano. In questo, guardi, cerchiamo di interpretare la frase infelice del sindaco, che però ha dietro una cosa molto sensata, cioè i triestini non debbono essere gelosi, cioè se arriva, prosegue il ragionamento di prima, se arriva qua un hotel 5 stelle super, 5 stelle super, se arriva qua una ristorazione inaccessibile, con non so, 300 euro a coperto, e, se arriva, e poi seguendo, no, se arriva qua al Caffè Sacher, il triestino, anche chi fa molta fatica ad avvicinarsi a quell'offerta, non si deve adombrare e anzi dovrebbe essere felice in realtà, e nella mia prospettiva molto personale dovrebbe essere molto felice, perché vuol dire che la città si sta orientando. Sì, certo. A un turismo che, dicevo prima, a me non piace il turismo da bazar. Da bazar, e anche il dire, quando il sindaco disse, beh, ogni crociera che arriva vendiamo, non so, x mila caffè. Bene, no? Io no, non sono così contento. Cioè, cerchiamo di vendere meno caffè e cerchiamo di vendere più eccellenza. Poi le signore, appunto, l'università della terza età, cioè cosa significa? Significa comprendere che la nostra è una città che è sempre stata una città coltivata, sempre stata. Cioè, la quantità di produzione d'arte che abbiamo, la società dei concerti era il secondo in Italia per numero di abbonati dopo Milano, significa che i triestini amano la cultura.
E uno mi deve spiegare cosa c'entra la cultura con certi fenomeni che in questo momento stanno entrando nella città. Perché sono di massa. Che sono di massa. Ecco, questi francamente io li terrei fuori dalla porta. Perché non ha senso competere. Quando uno mi dice, portiamo qua la sfilata del carnevale, ma non siamo Venezia, non siamo Viareggio, non siamo neanche Muggia, ma perché ci dobbiamo inventare sta roba? Ma perché? Pordenone legge. E allora vogliamo fare qualcosa anche noi che abbia il Mittelfest di Cividale, ma ci facciamo mangiare sulla testa da tutto il Friuli Venezia Giulia e da noi facciamo le storia. Lo dico con amicizia, verso Giorgio Rossi, verso il sindaco, ma speriamo nel prossimo decennio in una politica che sa affrontare e risolvere queste grandi sfide. Dobbiamo andare in pubblicità, poi veniamo da voi. A tra poco. Sono d'accordo. Bene, torniamo dunque in diretta. Allora, un giro di opinioni, non soltanto sul caffè Sacher, ma anche su un altro argomento, quello di rendere distintivo magari un appuntamento in città. A Trieste la Barcolana è fondamentalmente il momento dell'anno che viene riconosciuto a livello nazionale, a livello internazionale, che attrae i riflettori. Però manca qualcos'altro secondo voi, anche da un punto di vista culturale? Sì, un avvenimento, come stavamo parlando, organizzare tramite la musica o la scienza. Anche la scienza, assolutamente. Perché no? Trovare qualche momento. Gabriella? Sì, appunto, creare degli eventi importanti, non so, non dico qualche festival del cinema perché ce ne sono già. Però noi avevamo, non so se ce l'abbiamo ancora, il Festival della Fantascienza. Ad esempio, c'è cose identitarie anche che possiamo fare soltanto noi, soltanto noi, puntare a questi eventi. È questo che ricerca la gente anche, secondo lei, Pasino? Allora, l'eccellenza? Sì, io sono di questa idea. L'icona? Dobbiamo riflettere su ciò che siamo, quindi valorizzare il passato della città. Il passato della città è scienza, pensiamo a Ressel, l'elica, e ambiente, pensiamo a Ressel, il rimboschimento, e commercio e sapienza. Trieste è sapienza, e la sapienza è diventata finanza, le generali, il taglio dei canali su, cioè è stata una città strabiliante. Questo, siamo seduti su questa esperienza e noi dobbiamo perseguire la stessa cifra. Cioè dobbiamo metterci in agenda di essere straordinari. Non c'è nulla oggi di straordinario e io apprezzo molto, abbiamo il festival del cinema di fantascienza, abbiamo tante realtà, ma nessuna di queste, come si diceva prima, è distintiva. L'unica, è stato ben ricordato, è la Barcolana, che è interessante, ma ricordiamoci che la Barcolana nasce come regata sociale della Società Velica Barcola Grignano. Cioè lo spirito è completamente diverso ed è lo spirito che in realtà la rende bella. Ti porti la bottiglia di vino e il prosciutto in barca insieme agli amici e fai la regata senza avere alcuna ambizione di vittoria. Questo è lo spirito della Barcolana. Poi adesso arrivano 20.000, 30.000 persone, quante sono, a vederla, ma non nasce come fenomeno di straordinarietà, nasce come fenomeno di marineria. Trieste è una grande città marinara, perfetto, però a noi manca portare a compimento il percorso del turismo, che deve essere associato a industria e ricerca, e quindi rappresentare qualcosa che parla allo spirito e all'intelletto. E mi fa piacere, le signore animano l'Università della Terza Età e ci dicono esattamente questo, che Trieste è una città colta, è una città di sapere. Valorizziamo questi aspetti per una scelta futura che metta al centro un'offerta che renda anche Trieste orgogliosa, come ho detto prima, l'ho detto fuori onda, Cividale al Mittelfest, Pordenone a Pordenone Legge. Queste sono realtà straordinarie e noi dobbiamo ambire ad avere qualcosa di simile. Spero che si apra un dibattito a questo riguardo. Dobbiamo avere ancora Gianluca, se no abbiamo una telefonata. Buongiorno. Pronto? Allo?
Nessuno. Gianluca Paladin per gli ultimi saluti di nuovo. Sì, Bernardo, giusto per salutarvi e per raccontarvi anche che poi ci sarà un pezzo questa sera del nostro servizio televisivo dove racconteremo dell'aumento dei prezzi, ma non solo per quanto riguarda le vacanze. La gente sì, ci ha spiegato che è vero, faccio fatica, però più che altro è la spesa, quindi frutta, verdura, carne, pesce, sono un po' questi gli elementi che ci hanno spiegato creano difficoltà per le persone, e dopo essere usciti dal caffè Sacher fuori onda abbiamo sentito altra gente proprio su questa tematica. Insomma, la fatica anche di programmare semplicemente una spesa, cosa che fino a un anno fa invece non era così. Questo è un altro tema che regaleremo stasera nei nostri servizi, insieme ovviamente anche alla visita al caffè Sacher. Bernardo, a questo punto io ti lascio finire di commentare con le telefonate e con il tuo ospite, vi saluto entrambi e vi ringrazio. Voi la linea. Grazie Gianluca. Oggi si vedeva anche sul quotidiano Il Piccolo come i ritocchi all'insù del gelato, delle noleggi auto, delle case vacanze, di tutto ciò che è il pacchetto estivo sta influendo molto sulla scelta poi o meno delle persone di andare in vacanza, di mangiare gelato, di andare al mare, agli stabilimenti, prendere l'ombrellone in spiaggia e tutto quanto. E secondo voi diretta conseguenza questa di, come si diceva prima Pasino, di un flusso turistico che viene in qualche modo, che investe la città ma che non viene governato? No, non credo sia non questo. È legato? No, credo che l'inflazione sia dettata da altri motivi a livello europeo, solo che in Italia stiamo un po' peggio. Ok. Posso dire una parola? Prego, io sono reduce che mio figlio vive a Barcellona ed ero lì fuori, i prezzi sono aumentati notevolmente anche lì, sia benzina che tutta la frutta, tutto quanto, dunque concordo con Gabriella che i prezzi sono a livello europeo, non solo qui triestino. Pasino. Benissimo. Allora, il fenomeno speculativo che è possibile è una componente probabilmente marginale del fenomeno. Cioè, quindi è giusto contribuisce in piccola parte. Ma sì, cioè è ovvio che qualcuno lo scriveva, forse proprio nell'articolo di oggi, qualcuno ci marcia a chiudere, qualcuno ci marcia, questo è pacifico, però non si può, dobbiamo guardare la situazione generale come una situazione di pressione inflazionistica che fa aumentare i prezzi. Credo che qui la politica locale, il livello locale francamente stia fuori dalla porta, cioè il problema qua è un problema nazionale, dovremmo parlare di altre questioni, non è questa la sede, chiaro. Del rapporto così complesso tra il governo e la Corte dei Conti, insomma, tante storie sul PNRR. Oddio. E quello ci riporta a casa però, no? I nostri 62 milioni di euro deputati che poi alla molti vanno in Portovecchio, quindi insomma anche lì piano di sviluppo di una nuova zona. Mi piacerebbe vederla come il Portovecchio, Gabriella? Non so, io immagino quella zona una zona produttiva, abitata, non so, da società, insomma una zona che dia impulso all'economia locale. E penso si possa fare questo, non capisco, immagino che questi ritardi siano dovuti alla burocrazia che in Italia è imperante. Dovesse chiedere qualcosa alla politica, in questo caso abbiamo il consigliere Pasino, come dire, c'è il Portovecchio, sì, l'opposizione, però insomma lo stimolo che l'opposizione può fare poi nei confronti di... Cerchiamo di farlo. Lei ha un'idea, il Portovecchio secondo me avrebbe senso se fosse così. Sì. Consiglieri, datevi da fare in questo. Cos'è questo secondo lei? Ma io avevo sempre pensato alla fiera. La fiera, perché ho avuto modo di vedere Toronto, che questa fiera in riva al lago, e ho detto peccato che non si possa realizzare a Trieste. Ed è un centro, cioè è una cosa che attira anche altre persone, una cosa molto grande e che può attirare anche persone interessanti, anche con scambi culturali e tutto quanto. Pasino.
Cioè, quindi mi piace molto, perché allora dovete sapere che quando io parlo del porto ho litigato più volte qua dentro con delle persone, altri politici, e ho sempre sostenuto che ci vorrebbe una piccola porzione di Porto Vecchio dedicata all'attività industriale. Ovviamente ho sempre detto non alla ciminiera, ma un tipo di industria leggera, associata alla ricerca, per cui io dico: guardate, tu sei la Apple, facciamo così, ti do a canone zero un magazzino per 5 anni, a condizione che alla fine di questi 5 anni tu produci una cosa che oggi nel mondo non si produce, faccio l'ipotesi, no? Sì. Ma la produci, non solo fai ricerca, fai anche la realizzazione. E quindi questo per dire cosa, tutto registrato, si sa che l'ho detto, perché ragioniamo allo stesso modo, cioè il tema fieristico, il tema commerciale o di presenza di terziario comunque ci parla di un Porto Vecchio deputato all'attività economica, anche ovviamente perché uno poi dice ci metto anche un residenziale, cioè qua deve essere un polmone della città. Ecco, qui io ho litigato lo ricordo perfettamente con chi, ma nomina assunto odiosa, le persone non sono qua ed è peccato dirlo, però di solito dal centrodestra senti dire di no, cioè lì ho l'impressione che si dica, anzi ho la certezza in realtà, quando succede l'operazione del movimento degli uffici della regione da dove sono a lì, stai confessando che in realtà tu le idee non le hai, perché non faresti mai una cosa del genere. Cioè stiamo dicendo i pezzi più pregiati li metti lì e sarebbe come dire adesso devo fare la rosa per fare la Champions, i primi 5 sono dei rugbisti, cioè non c'entra niente, cioè vuol dire che tu stai semplicemente affidandoti al piano regolatore, il sacro piano regolatore, il piano regolatore dice che quello si può fare. Bene, ma non è quello che ci aspettiamo. Noi in campagna elettorale abbiamo detto un'altra cosa, avessimo vinto noi, cioè si doveva dire dobbiamo mettere insieme persone, teste da tutto il mondo che ci aiutano a capire noi da grandi cosa saremo. È lo stesso discorso che ho fatto sul turismo, cioè non dire adesso succedono le cose, c'è questa specie di slavina che dal Carso scende verso il mare, succedono le cose e che la città si trasformerà, bellissimo. Io non la vedo così, cioè bisognerebbe fare l'esatto opposto e dire io non faccio niente, penso a cosa serve all'area, alla macro area al cui centro stiamo noi e cerco di favorire un ruolo di Trieste di capitale d'area. Interessante. E non il contrario, cioè non dico vabbè e poi siamo qua e che i vegni comprare jeans, metaforicamente perché siamo ancora lì, che i vegni a comprare jeans, anche la Sacher, cioè concettualmente quindi tutto è invertito nella logica, no? Abbiamo la Sacher, i vegnerà. Vabbè, ma non è questo il modo, secondo me. Bisogna prevenire. Bravissima. Io penso che un aiuto lo potrebbe dare il centro l'ICTP. Come no? Ecco, perché ho avuto modo di ascoltarli e loro fanno delle ricerche molto molto importanti. Ecco. Io ci ho fatto un concerto, io ho parlato all'epoca quando ero presidente. Diciamo che possono aiutare anche in questa visione futura, no? della città. Il contributo degli enti di ricerca perché loro sono tanti e importanti. Loro non pensano all'oggi, pensano al domani. Questa no? è una bellissima idea. Quello che potremmo fare è un'audizione. Allora parliamone, adesso lo diciamo, si potrebbe pensare di fare un'audizione in consiglio comunale dei vertici di Sissa, ICTP e Area, Elettra e chiedere loro una parola, OGS certo. E dire che dicano anche loro una parola sul futuro atteso della città rispetto ai loro ambiti. Non è male. Io penso che coinvolgendoli avete solo positività. Ma senza dubbio. Sentiamo una telefonata se c'è. Buongiorno. Buongiorno, sono Guido. Prego. Allora, prima che diceva che il carnevale non serve a niente, che è una roba inutile fare gli eventi così, secondo me non è proprio vero, perché sempre un evento come le cose della scienza e come la cultura
le compagnie sia di Murgia sia quelle del Carso stanno facendo grossi passi in avanti a portare giovani, a portare anziani, a creare qualcosa e fare gruppo e cercare di portare avanti una cultura, e vanno a migliorare. Quindi secondo me fare un evento come hanno fatto il Carnevale a maggio è un aiuto, perché vai a stimolare a fare una pubblicità ai carnevali del territorio, ma è anche un aiuto in più a stimolare, a rinforzare delle persone che si fanno un mazzo che metà abbassano e così. Grazie. Pasino. Va rispettato ovviamente l'opinione di ognuno. Il mio punto è questo. Ci sono dei pro e dei contro. La persona dice: noi lavoriamo per Carnevale, va benissimo, nessuno nega il valore sociale, culturale dei fenomeni autoctoni che sono stati coltivati per decenni, però il punto è un altro. Noi ci stavamo concentrando sugli aspetti distintivi della città e abbiamo anche parlato tanto dei sacrifici che questo impone. Per esempio, se si scegliesse di favorire un evento particolare, ad esempio nella musica, si dovrebbe dire: favorisco un'aggregazione che sacrificherebbe probabilmente qualche interesse. Allora propongo all'ascoltatore questa lettura: non dire non apprezziamo il fatto che a Carnevale si celebri il Carnevale, ma concepire invece la vetrina cittadina come qualcosa dove si esibisce soprattutto un'offerta distintiva della città. Se dicessimo che il Carnevale è l'offerta distintiva della città, rispettosamente non sarei d'accordo con questo ascoltatore. Non è vero. Gabriella? Prego. No, per quanto riguarda il Carnevale, non siamo Rio, non siamo Viareggio, non siamo Venezia. Cioè, il nostro Carnevale è locale. Ed è giusto che la gente ci lavori e che ci passi il tempo, perché è molto divertente, certo. Ma noi abbiamo bisogno di eventi distintivi, identitari proprio di questa città. Sono d'accordo con lei. Cosa che è difficile poter fare. Anch'io d'accordissimo. Sicuramente è difficile prendere un punto di partenza in questo caso, però bisogna averlo. Ma quanto è stimolante? Ma non è stimolante. Cioè, se io allora pensiero, mi è stato detto, no, cosa può fare lei? No? Allora, all'opposizione si tocca poco palla, cioè, si sta in panchina, si gioca ma non si tocca palla. Come rosichi, no? Sì, dicono. Sì, e lo dicono, guarda, io accetto questo, cerco di farlo con stile, ma pur sempre rosico, no? Certo. Il punto è perché leggiamo l'articolo di oggi di Babuder, è fichissimo, non trovate, cioè dice: problema in Vicolo delle Rose, da consigliere circoscrizionale, ho fatto segnalazioni, da consigliere comunale nei 20 anni in cui governava di piazza, sì o no? Finalmente sono assessore e faccio. E questa è la metafora della politica cittadina, cioè, per meglio dire, non della nostra città, dei comuni. Se tu sei in maggioranza e se sei in giunta, fai. Se non sei in giunta, conti poco. Per non dire... Poco nulla. Quindi allora dico, quello che io farei se io governassi, mi impegnerei perché alla fine della mia esistenza la città sia molto migliore di quella di oggi. Punto. Cioè, e coltivando quello che c'è, perché abbiamo detto, abbiamo un grandissimo passato, abbiamo un presente, l'Università della Terza Età è certamente un esempio. Sicuro. Cioè di, come dire, secondo me di conservazione, cioè stiamo difendendo il sapere nella nostra città. Straordinario. Molto importante. Fatto straordinario. Questa roba qua deve diventare il futuro della città e per farlo c'è bisogno di intelligenza all'opera, cioè noi dobbiamo programmare, non basta il piano regolatore, mi spiego, cioè certamente quello è lo strumento tipico di diritto amministrativo, ma la politica dovrebbe dire: senti, facciamo così, io mi candido per fare una cosa, grazie anche al piano regolatore. Questa cosa è fatta così, cioè tra 10 anni la città, avrà più industria, faccio l'ipotesi, avrà più non lo so. Cioè, lei dice, Pasino, abbiamo poco tempo, proprio ci tengo a chiederle questo, lei dice osare un po' di più? Senza dubbio. Le lancio una provocazione pura e cruda, certo. La cabinovia non è un voler osare?
Allora, cabinovia, c'è un tema grammaticale. La cabinovia nasce come trasporto rapido di massa e dicendo che va a Montegrisa diventa il trasporto rapido alla messa. Cioè non ci dobbiamo prendere in giro, non ci dobbiamo prendere in giro. Molto bella. Quello che a me non va è che ci stiamo prendendo in giro. E questo a me non piace. No. Bisogna dire che a Trieste, riguardo alla cabina via, o l'ovo via, quello che è, non lo so, ci sono dei pareri discordi. Probabilmente saranno anche inerenti al fatto che se non si spendono quei soldi per quell'opera, non si spendono assolutamente. Io sono molto scettica per il successo di questa idea, non mi appassiona, ecco. Vabbè. Sappiamo come la città si divida fra favorevoli e contrari. No, contraria. Dobbiamo andare in chiusura. Proprio perché, non so. No. Perché? Perché tu rovina una visione della città, bisogna disboscare tutto questo, e abbiamo il tram che 7 anni è fermo, e cioè per me è una cosa inconcepibile. Io ho un'amica che abita a Opicina che lei prendeva sempre il tram per venire giù in centro, adesso viene in auto, ecco. Dobbiamo chiudere. E posteggia. Grazie signore per essere state con noi, spero abbiate gradito, grazie al consigliere Pasino, molto gentile. Grazie come per sempre. l'invito. Noi ci fermiamo qui, arrivederci. Arrivederci, buona giornata. E andiamo tutti a mangiarsi una fetta.